Buonasera, difendiamo i nostri immobili, la nostra storia, il nostro futuro. Gli organizzatori di questo evento, la CNA territoriale di Treviso, la CNA mandamentale di Vittorio Veneto, il Consorzio FIDI Canova, con la collaborazione del gruppo Intesa San Paolo, ci hanno posto in verità compiti e obiettivi impegnativi, per cui credo sia opportuno accelerare l'avvio dei lavori, anche perché il programma della serata prevede che si concludano entro le ore 11. Direi quindi di prendere posto quelli che ancora non lo hanno fatto e di iniziare. Intanto una nota sulle presenze a questo evento. Credo siano due dati che parlano da soli. Mi viene confermato che tra i presenti in questa sala e le persone che sono ospitate al piano terra negli spazi della ex chiesetta, i partecipanti sono oltre 170. Il sold out, tra l'altro, è stato registrato sin dalla fine della scorsa settimana e questo ha costretto gli organizzatori a dire di no ad una lista di attesa che è tra l'altro abbastanza cospicua perché è più di 40 persone. Va a questo punto però precisato che gli organizzatori intendono consentire a tutti i presenti ovviamente in questa sala, ma anche a quelli che si sono iscritti in lista di attesa che non hanno potuto partecipare a questa serata, di ricevere gli atti, nel senso che verrà comunicata all'indirizzo mail che ciascuno dei partecipanti ha segnalato in sede di iscrizione, verranno fornite le istruzioni per accedere poi al link che consente di vedere tutti gli atti di questa sera, tutte le slide che verranno utilizzate in questa serata e gli atti del convegno. Un riconoscimento quindi anche per coloro i quali per varie ragioni non hanno potuto, non sono riusciti per ragioni di spazio ad essere accolti in questa sede. Credo quindi che sotto questo profilo l'iniziativa non possa che cominciare sotto i migliori auspici. Ecco, premetto subito che questo evento non è un convegno, non è un seminario e non vuole dare risposte, tant'è che non è previsto uno spazio per i quesiti, né è previsto uno spazio per gli interventi del pubblico. Vorrebbe invece porre delle domande, possibilmente intelligenti, e offrire degli stimoli a tutti gli operatori, dalle imprese del comparto edile ai professionisti del settore, dal mondo bancario alle istituzioni pubbliche, fino naturalmente alle imprese e ai cittadini privati, proprietari di immobili, nelle loro vesti di utenti e di beneficiari delle opere e delle agevolazioni. E ciò per far decollare un grande progetto, se mi viene consentito definirlo così, un grande progetto collettivo che abbia la missione ambiziosa per l'appunto di difendere i nostri immobili, la nostra storia e il nostro futuro. Gli organizzatori, dicevo la CNA di Treviso e il Consorzio FIDI Canova, di cui peraltro ho il privilegio di essere il presidente del collegio sindacale, mi hanno chiesto di fare da moderatore in questo appuntamento. Ecco, io accettando l'incarico mi sono comunque proposto di essere un moderatore light, per così dire, nel senso che i protagonisti di questa serata, e sono tanti, sono i relatori che sono a fianco a me e anche al mio lato, perché per ragioni di spazio abbiamo dovuto hanno dovuto accettare una collocazione da turnover, insomma, che mi auguro che non venga considerata in maniera non gradita. Raccomando però subito, proprio per questa ragione, sarà breve il moderatore, ma raccomando il rispetto rigoroso, teutonico dei tempi da parte dei relatori, proprio perché l'autorevolezza di tutti i relatori e il contenuto, come vedrete, delle relazioni sono tali
da rendere opportuno che ciascuno sinteticamente si esprima nei tempi ragionevoli prima che l'abbondante buffet di qualità faccia effetti non graditi. Prima di iniziare, ovviamente, mi è doveroso ricordare che l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che ci ospita in questa sede a dir poco prestigiosa, ha fin dall'inizio aderito a questo nostro progetto, assicurando il suo patrocinio insieme alla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, alla Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, all'Edilcassa Veneto e ai 3 ordini professionali della provincia di Treviso, quello degli ingegneri, quello degli architetti e il collegio dei geometri. Do quindi la parola senza ulteriore attesa per il saluto della città al sindaco Roberto Tonon, che prego di sedersi. Grazie, buonasera a tutti. Seduto? Per esigenze televisive sì, ok. No, si preferirebbe in piedi, benissimo. No, va benissimo in piedi. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuti in questa già definita dal dottor Gianluigi Brun prestigiosissima sala. Possiamo dirlo il salotto buono della nostra città, ma penso che sia un'opinione condivisa. Il comune di Vittorio Veneto è un comune classificato in categoria 2 dal punto di vista della pericolosità sismica. Il significato di questa classificazione è noto più o meno a tutti gli esperti. Stasera ne parleranno e ne spiegheranno ovviamente i professionisti che ne sono qui riuniti il significato. Io ovviamente, che non sono un tecnico, parlo da amministratore. Per il comune questa realtà significa una costante attenzione su 2 fronti. 1. A livello di interventi sul patrimonio privato affinché questi siano eseguiti nel rispetto delle norme che sono scritte, non per rendere complicato e farraginoso il processo di trasformazione del territorio, ma, in questo particolare tema, sono date per cercare di garantire la sicurezza e la salvezza delle persone che tutti i giorni vivono all'interno degli edifici. 2. A livello di patrimonio pubblico attraverso la gestione e valorizzazione del cospicuo parco immobiliare comunale che è in uso per le destinazioni istituzionali. Anche in questo caso l'impegno di un'amministrazione nei confronti dei cittadini che utilizzano questi luoghi, sia come lavoratori sia come utenti. E a questo ultimo aspetto il Comune ha intrapreso da alcuni anni una politica di interventi di messa in sicurezza con particolare e primaria attenzione al patrimonio edilizio scolastico che viene utilizzato quotidianamente dai nostri ragazzi, proprio perché, come c'è scritto nel manifesto della serata di questa sera, rappresentano il nostro futuro. Abbiamo cominciato a pensare da prima ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Interventi strutturali sono stati eseguiti sulle scuole Foscolo, Zanette, Crispi, Collodi e progetti in questa ottica sono stati approntati per la Da Ponte e la Paravicini, sono tutte scuole del nostro comune. Interventi invece agli elementi non strutturali ma comunque potenzialmente pericolosi soprattutto in caso di sisma sono stati realizzati alla scuola Pascoli, all'asilo Nido con interventi contro lo sfondellamento dei solai. Inoltre, in centro storico, interventi strutturali sul patrimonio pubblico sono stati realizzati su Palazzo Todesco e sulla Torre dell'Orologio che, anche se anteriori al 2008, hanno prodotto un miglioramento strutturale di edifici storici. Interventi questi di particolare rilievo e di importanza che sono stati eseguiti anche dall'Enea con un ruolo di partner proprio nella rifunzionalizzazione del patrimonio storico-architettonico. E ancora, questo luogo, il Museo della Battaglia, è stato restaurato e riaperto al pubblico nel 2014 anche con interventi di tipo strutturale.
Questo programma non è semplice e soprattutto è, come immaginate e sapete già, molto oneroso, ma rientra nella politica di non consumo del suolo, andando a intervenire, anche con impegni importanti, sul patrimonio esistente, per mettere in sicurezza strutturale e anche funzionale gli edifici esistenti, senza andare a consumare ulteriore territorio per costruire edifici nuovi, più facilmente ed economicamente realizzabili, secondo i migliori criteri di sicurezza strutturale. Ma edificare il nuovo comporta non solo consumo di ulteriore prezioso territorio, ma anche la dismissione, l'abbandono e il degrado del patrimonio edilizio esistente, in parte di valore storico-architettonico e comunque costruito all'interno dei centri abitati, quindi potenzialmente pericoloso in caso di eventi calamitosi, soprattutto sismici. Non è semplice intervenire sul costruito, soprattutto per renderlo il più sicuro possibile dal punto di vista della risposta antisismica, ma è un obiettivo che va perseguito perché il territorio è un bene finito ed esauribile e perché il patrimonio esistente può e deve essere rifunzionalizzato anche in ragione di una sua valorizzazione e per una maggiore sicurezza dei centri abitati in generale. In linea con questa attenzione alla sicurezza dei cittadini, il Comune di Vittorio Veneto ha anche approvato il piano di protezione civile che è stato aggiornato nel dicembre del 2017 con un lavoro molto importante svolto dai nostri ottimi uffici. E nell'aggiornamento sono stati inseriti anche i risultati degli studi specifici e faccio riferimento in particolare allo studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 redatto dal dottor Barato che stasera interverrà a spiegarne i contenuti. Un piano, quello attuale, che era stato redatto da professionisti esterni e che è stato invece rivisto, condiviso e aggiornato dai nostri uffici comunali a seguito di un lungo processo di conclusione per ora avviato su queste tematiche. La consapevolezza che i rischi a cui il territorio è sottoposto sono un problema di tutti e soprattutto da parte della struttura comunale, che tutti devono esserne coinvolti non è cosa semplice da far passare e digerire. Ma è un lavoro necessario che il Comune ha avviato e che intende perseguire attraverso la massima condivisione con i cittadini, in primis con i dipendenti della struttura comunale, perché, ripeto, i rischi di un territorio, a partire da quello sismico, sono un problema di tutti e per salvaguardare non solo i nostri edifici, ma tutte le persone e il nostro futuro dobbiamo impegnarci tutti. Grazie e buon lavoro. Ringrazio il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Ecco, gli organizzatori ritengono che l'Associazione dei Comuni possa e anzi debba svolgere un ruolo importante, per non dire essenziale, nel programma cui prima ho accennato. Quel programma cioè di sensibilizzazione e di sostegno dei comuni della provincia per avviare iniziative e procedure che consentano di incentivare e agevolare la messa in sicurezza antisismica del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato. Chiediamo in fondo alle istituzioni anche un contributo di tipo culturale, un contributo di tipo culturale che dia il segno al cittadino che l'approccio nei confronti del cittadino che intende porre mano per la salvaguardia del proprio patrimonio immobiliare sta in realtà operando per il bene comune, sta operando non quindi ed esclusivamente per un interesse proprio, ma per l'interesse collettivo. Si traduce questo in sostanza in un elemento culturale di approccio diverso anche da parte dei funzionari comunali, a cui si chiede e le categorie dei professionisti del settore tecnico chiedono un approccio che si basi, per così dire, sulla presunzione di bontà dell'intervento, cioè che si capovolga quello che talvolta è l'atteggiamento, l'approccio negativo che l'amministrazione pubblica in generale oppone
al cittadino che intende operare sul patrimonio immobiliare, ovviamente nel pieno rispetto della legge e in particolare delle norme e delle disposizioni tecniche che assicurano la sicurezza degli immobili. Per questo motivo è stato chiesto all'avvocato Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, un contributo in questa sede. A lei do la parola. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Credo che convegni come questo siano veramente importanti perché vedono e guardano lontano, no? Guardano ad una esigenza che è in particolare di questo territorio, che appunto è stato detto prima dal sindaco di Vittorio Veneto, incluso nella zona 2, quindi in una zona altamente sismica, ma che coinvolge tutta la provincia di Treviso. E io accolgo questo invito che mi è stato rivolto e nella mia persona all'associazione che rappresento dei comuni trevigiani, lo accolgo con molta gioia e anche perché lo condivido pienamente. La nostra associazione ha innanzitutto un ruolo di raccordo dei vari comuni e quello di porre, di valorizzare quelle che sono le risorse che abbiamo all'interno delle nostre amministrazioni, in tutti i sensi, sia con riguardo alla formazione che avete auspicato e che è fondamentale in materie come questa, formazione che deve riguardare i tecnici nostri comunali, ma non soltanto i tecnici, anche gli altri operatori che sono coinvolti in questo ambito, e cioè i professionisti in particolare e gli altri tecnici. Già noi abbiamo collaborazioni e protocolli firmati con i professionisti proprio per la materia della formazione e questa, in particolare questa materia, è una materia che sicuramente avremo modo di approfondire insieme con loro per individuare proprio le tematiche sulle quali poi soffermarci. Poi io credo che l'altro discorso fatto, cioè quello culturale, quello di avviare un percorso che faccia comprendere l'importanza a tutti, non soltanto agli amministratori pubblici, ma anche ai cittadini, dell'agire in questa direzione, sia compito prevalentemente nostro, degli amministratori pubblici. E questo lo dico anche con l'esperienza fatta nel mio comune, qui vicino di Cappella Maggiore, di cui sono stata sindaco per 10 anni, perché proprio di solito questa esigenza nasce nell'emergenza dopo terremoti importanti, perché nella gente sale magari la preoccupazione, la paura che possa accadere anche qua. Questa paura, che potrebbe essere anche negativa, che è negativa, ha però un aspetto positivo, quello di preoccuparsi di un qualcosa che poi, trattato nel modo opportuno, dà degli strumenti in mano e dà delle informazioni utili per tutelare prima di tutto la propria incolumità fisica e quindi anche conseguentemente poi anche il patrimonio edilizio e la proprietà e gli immobili di cui è proprietaria. E abbiamo visto che fare degli incontri pubblici nei quali si invitano le persone, approfondendo questi temi, funziona perché le persone, se non altro mosse dalla paura, dalla preoccupazione del capire cosa fare sulle proprie case, cosa poter fare per essere più sicuri, escono e ascoltano. E qui poi si aprono gli altri spazi di intervento, cioè cosa fare, perché quando ti chiedono sì, ma io come posso fare per sapere intanto se la mia casa ha bisogno di un intervento oppure no, se è sicura oppure no, se deve essere rinforzata, eccetera. E quindi chiedono magari anche aiuto all'amministrazione per dire tu in che modo mi aiuti. Non è facile intervenire in questo senso perché poi le analisi sono anche particolarmente costose, perché prima di intervenire bisogna che siano fatte delle analisi da tecnici
che hanno le competenze appropriate e quindi che ciascuno poi si attivi in questo senso, però possono essere avviate, questo anche con l'aiuto dell'associazione, delle iniziative o degli accordi con i professionisti in modo tale anche da proporre magari dei compensi tra virgolette agevolati in questo termine per chi aderisce magari a un certo tipo di richiesta, di iniziativa. Quindi le iniziative di sensibilizzazione, io ho visto nella mia esperienza, funzionano e credo che l'associazione debba promuoverle e farsi portatrice anche di questi input importanti, e che le associazioni di categoria come questa sera indichino questa strada o comunque ci stimolino in questa direzione, credo sia altrettanto positivo. Questo per il patrimonio privato, che però è dei nostri cittadini, che è poi la questione più rilevante. Dall'altro c'è il patrimonio pubblico. Qui ci muoviamo in un ambito un po' diverso, diciamo che qui magari abbiamo anche tutti i dati perché molti comuni si sono già mossi per fare l'analisi sulla sicurezza dei propri edifici e altri hanno anche già agito, hanno fatto interventi, altri li hanno programmati e magari sono in procinto di realizzarli. Però credo che siano due strade che vanno tenute sempre in considerazione con la medesima attenzione. Da un lato quello che si può fare rispetto al patrimonio edilizio pubblico, dall'altro quello che si può far fare ai privati con diverse forme di aiuto, diversi tipi di intervento per poter agire appunto sul patrimonio edilizio privato. E qui credo che i bonus, il sisma bonus, tutte quelle detrazioni, agevolazioni che sono state previste dalla legge siano il principale degli incentivi per poter agire in questa direzione, perché quando c'è anche una convenienza di tipo o comunque un minor costo economico, perché ricordiamo che sono interventi che costano poi questi, magari ce ne sono di minor impatto, ma in alcuni casi possono avere anche una certa importanza. Quindi credo che si debba andare sia nella direzione della formazione, del coordinamento con tutte le professionalità che possono agire in quest'ambito, sia nel sostenere e nel continuare a promuovere queste forme di incentivi per far sì che anche i privati, le aziende possano essere, sia i privati cittadini, sia magari anche gli imprenditori artigiani o comunque chiunque abbia degli immobili che debbono essere salvaguardati, possa incamminarsi in questa strada. Quindi auspico, e chiudo, che veramente continui ad esserci questa collaborazione. Noi saremo disponibili come associazione per trovare le forme più appropriate per attuare quello che questa sera avete lanciato come appunto programma per i prossimi anni. È un programma ambizioso, ma credo che rispetto a questo ognuno di noi debba impegnarsi a fondo per realizzarlo. Quindi grazie a tutti. Presidente Barazza. Colgo l'occasione di questa breve pausa per salutare e ringraziare le autorità presenti. In particolare vorrei ringraziare i presidenti degli enti e degli organismi che hanno assicurato il patrocinio a questa iniziativa, il Gianangelo Boff, presidente dell'Unione Montana delle Prealpi, il dottor Luigi Busnardo, direttore dell'area imprese Treviso Belluno di Intesa San Paolo, il presidente della Fondazione Architetti della provincia di Treviso Gianfranco Pizzolato, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso Damiano Baldassin, il presidente del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto Silvano Tocchet, il segretario delegato del Collegio dei Geometri Bruno Lorenzon. Ringrazio i sindaci e gli assessori dei comuni dell'area che sono qui presenti, che hanno voluto accettare l'invito a presenziare, e un ringraziamento ovviamente a tutte le altre autorità
presenti e che non ho citato, ma che ovviamente alle quali comunque va il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata. 2 velocissimi saluti e ringraziamenti anche ai presidenti degli enti che hanno organizzato questa serata, a cui va il merito di avere investito in cultura e in denaro per portare avanti questo progetto che riteniamo di portata sicuramente ultraannuale e non legata alla zona di Vittorio Veneto. Quindi in particolare un ringraziamento e un saluto al Presidente del Consorzio FIDI Canova, Andrea Formaggi, al Presidente della CNA provinciale di Treviso, Alfonso Lorenzetto, al Presidente della CNA mandamentale di Vittorio Veneto, Rino Carpenè. Era previsto a questo punto del programma un contributo del geometra Enrico Maset. Finita la batteria. No, è la batteria scarica, mi dà segno, comunque provo lo stesso. Dicevo che era previsto nel programma un contributo del geometra Enrico Maset, presidente del Cassa Veneto, nonché presidente di Confartigianato Vittorio Veneto, anch'egli tra i primi a sostenere questo evento, assicurando tra l'altro il patrocinio della Cassa Edile Artigiana regionale. Un contrattempo lo ha trattenuto all'estero, per cui mi ha pregato di portare ai partecipanti i suoi saluti e la convinta adesione a questa iniziativa che il Presidente Maset giudica importante anche come concreto sostegno alle imprese artigiane del comparto edile, di cui nel prosieguo di questi lavori avremo modo di parlare. Entriamo nel vivo dei lavori. Do la parola al direttore provinciale della CNA, Giuliano Rosolei. Buonasera a tutti. Anch'io sono convinto che questo è un appuntamento molto importante e che, se saremo bravi, produrrà effetti positivi anche nel prossimo futuro. Abbiamo fatto questo convegno principalmente puntando a raggiungere 3 obiettivi. Il primo è quello di mettere in sicurezza il patrimonio edilizio enorme della nostra provincia. Il secondo è di valorizzare questo patrimonio, perché con l'intervento di messa in sicurezza gli immobili acquisiscono anche valore. E poi, non ultimo, di cercare di rilanciare il settore, il comparto dell'edilizia e delle libere professioni legate al comparto casa, che sono state pesantemente colpite e ridimensionate dalla crisi che era iniziata nel 2008 e che per fortuna nel 2015 è iniziata un'inversione di tendenza. Siamo venuti a fare questo tipo di iniziativa a Vittorio Veneto per tanti motivi. Il primo è per riconoscere a questa amministrazione il ruolo positivo che sta avendo sul problema della messa in sicurezza degli immobili. È un'amministrazione che può ed è punto di riferimento anche per altre amministrazioni in provincia di Treviso, non per le cose che dice, per le parole che fa solo, ma per gli atti concreti che mette in campo, e quindi vogliamo dare atto all'amministrazione di questo suo impegno. Altra cosa molto importante che ci porta ad essere presenti a Vittorio Veneto è che a Vittorio Veneto c'è un patrimonio immobiliare storico rilevantissimo e questo, prima di qualsiasi altro, deve essere preso in mano come state facendo e messo in sicurezza. Altra questione che ci porta ad essere a Vittorio Veneto è che in questo territorio c'è una densità di imprese dell'edilizia e del comparto casa superiore alla media provinciale come densità territoriale. Così come, diciamo, in questo territorio ci sono degli elementi, di dinamiche di sviluppo che sono un po' carenti e che per poter utilizzare tutte le potenzialità che ci sono su questo territorio bisogna che tutti i soggetti economici, sociali e istituzionali siano in campo per concorrere insieme allo sviluppo di questa parte meravigliosa della provincia.
Questi sono gli elementi che ci hanno portato principalmente a fare l'iniziativa in questo meraviglioso posto, e come questo, per fortuna, Vittorio Veneto ne ha altrettanti di super meravigliosi. Io, siccome ho fatto il consigliere comunale a Vittorio Veneto, sono innamorato di questa città quanto la città di Treviso, dove abito ormai da decenni, e quindi per me è sempre un piacere venire a confrontarmi, discutere e, se riesco, portare i contributi su questo territorio. C'è da dire che tutto il nostro paese è a rischio sismico molto elevato, e Vittorio Veneto, come si diceva, è in classe 2 di rischio chimico. Questa rischiosità non affrontata negli anni, soprattutto a livello nazionale, ha portato dati super negativi che dobbiamo sempre tenere presente, e devono essere dei dati che ci stimolano a fare iniziative. Mi riferisco in particolar modo al fatto che negli ultimi 70 anni, a causa dei fenomeni sismici e idrogeologici, nel nostro paese sono morte 10.000 persone, e questi eventi hanno portato danni per oltre 290 miliardi. Pensate che mediamente fino a qualche anno fa il danno degli eventi sismici soprattutto era calcolato in circa 4 miliardi all'anno. Soltanto diciamo l'ultimo evento che c'è stato in Centro Italia 2016-2017, con le distruzioni che avete visto, la protezione civile calcola danni per 24 miliardi. Quindi il non intervenire su questo è criminale, e dobbiamo farlo capire non soltanto alle persone che sono qua, che sono le più sensibili, ma cercare di convincere soprattutto i cittadini, gli imprenditori, tutti quelli che hanno un patrimonio da mettere in sicurezza. Questi eventi sismici che ci sono stati, soprattutto quello che c'è stato in Emilia, hanno messo in evidenza un altro problema che bisogna affrontare e che noi cerchiamo di quantificare questa sera. Il fatto che non bisogna pensare soltanto a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio residenziale, ma bisogna pensare al patrimonio edilizio produttivo. Se voi avete visto nel terremoto in Emilia, i danni più forti li ha subiti proprio il sistema produttivo, e quindi questa sera nel nostro ragionamento cerchiamo anche di quantificare la consistenza del patrimonio immobiliare, sia quello residenziale che quello produttivo, poi ragioniamo sui valori economici, sugli attori economici che devono scendere in campo, sulle richieste e le proposte che facciamo al governo e alle forze politiche. Intervenire sugli immobili significa per noi ridurre i danni di possibili eventi sismici futuri, incrementare la competitività del territorio, e significa anche incrementare la qualità della vita. Con le proposte che cerchiamo di articolare questa sera cerchiamo di concretizzare questi 3 obiettivi. Qual è la consistenza del patrimonio immobiliare in provincia di Treviso e quanta parte di questo ha necessità assoluta di essere messo in sicurezza? In provincia di Treviso ci sono 225.552 edifici, 197.782 sono residenziali, per 398.000 abitazioni, perché i condomini mediamente hanno più di 5 dipendenti. Quindi la differenza che voi vedete nel dato tra diciamo, gli edifici residenziali e le abitazioni è perché un edificio può avere più abitazioni. Abbiamo poi in provincia di Treviso 19.694 immobili non residenziali e abbiamo 8.076 immobili tra produttivi e residenziali non utilizzati. L'età di questo patrimonio, perché quello che conta è: ma questi sono stati costruiti quando c'erano le leggi che obbligavano i progettisti e le imprese a utilizzare alcuni parametri per costruire oppure no? I dati ci dicono questo: le 398.000 abitazioni sono state costruite per il 43% prima del 70, per il 31% prima del 1990, per il 26% in epoca recente. Il che significa che il 74% degli edifici non è in norma con la normativa antisismica. E questo 74% vale in termini assoluti 294.000 abitazioni in provincia di Treviso che necessitano di interventi.
Abbiamo provato anche a fare un calcolo sul residenziale, perché sul produttivo è molto più difficile. Noi abbiamo 294.000 abitazioni, mediamente hanno circa 108 metri quadri pro capite. Se calcoliamo che per la messa in sicurezza, diciamo, di queste abitazioni occorre mediamente 300 euro al metro quadro, viene fuori che mettere in sicurezza il patrimonio edilizio residenziale della provincia di Treviso, per fare questo bisogna investire circa 10 miliardi. E mobilitare 10 miliardi bisogna mobilitare risorse pubbliche e private, altrimenti non ne andiamo fuori. È chiaro che una spinta fortissima per mettere in sicurezza il patrimonio viene dal sisma bonus, perché si può avere fino all'85% di contributo di credito d'imposta utilizzando il sisma bonus. Io voglio dire che nella mia esperienza non c'è mai stato un periodo storico dove ci siano state così tante risorse disponibili per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio. Noi abbiamo un patrimonio enorme, ma abbiamo anche tanti attori che, se resi protagonisti, ci aiutano a mettere in sicurezza questo patrimonio. Mi riferisco alle 12.000 imprese edili che abbiamo in provincia di Treviso, che occupano circa 25.000 dipendenti e soprattutto dall'inizio della crisi una parte consistente di queste imprese si sono attrezzate sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista professionale. Quindi in campo c'è una risorsa vera che viaggia a bassa velocità, ma che è il motore per vincere gran premi. Oltre alla consistenza delle imprese, degli imprenditori e dei dipendenti, abbiamo 6.240 professionisti, ingegneri, architetti, geometri. Anche loro da tempo stanno lavorando con i loro associati per qualificarli professionalmente, disponibili a scendere in campo, a mettere in campo le proprie competenze e a darci una mano in questo progetto. Poi ci sono le associazioni di categoria che hanno il compito di formare, indirizzare, coordinare gli imprenditori e le loro anche maestranze, i comuni, Vittorio Veneto ma anche altri comuni della nostra provincia che da tempo sono impegnati con le microzonizzazioni, con gli interventi specifici per quanto riguarda, diciamo, la messa in sicurezza antisismica. Poi abbiamo in campo gli istituti di credito, in particolar modo l'Istituto di Credito Banca Intesa, che ha costruito dei prodotti ad hoc per aiutare imprese e famiglie a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio. Questa è la quantificazione, diciamo, dei soggetti e degli attori che sono in campo. Noi abbiamo bisogno però anche che vadano in porto alcune progettualità e alcune norme. In particolar modo abbiamo delle richieste da fare a tutti i partiti su cose da fare rapidamente. La prima che chiediamo è rendere strutturali tutti i bonus. Adesso abbiamo strutturale quello sisma bonus fino al 2021, bisogna rendere strutturali anche quelli della riqualificazione energetica e quelli della ristrutturazione. Poi vorremmo che fossero autorizzate, che si autorizzasse l'utilizzo delle detrazioni, che le detrazioni, autorizzare che l'utilizzo delle detrazioni sia consentito per tutte in 5 anni. Alcune sono 10, altre sono 5. Poi dipenderà dalla famiglia, dall'investitore, se vuole ammortizzare prima o dopo. È chiaro che per chi ha un po' di risorse conviene che il tempo sia più ristretto. Poi consentire anche che per l'antisismico la cessione del credito d'imposta anche alle banche. Anche questa è una cosa importantissima, perché se non abbiamo l'intervento delle banche probabilmente ci incontreremo col problema della scarsa disponibilità di risorse finanziarie per fare l'intervento. Cosa fare ancora? Compiti dei proprietari degli immobili e, diciamo, soprattutto di loro. Bisogna arrivare tempestivamente a fare uno screening del patrimonio immobiliare, compresi gli impianti elettrici e di riscaldamento. Senza lo screening degli immobili, senza dotare ogni immobile del suo fascicolo del fabbricato, non si riesce a fare interventi puntuali.
Noi ci auguriamo che il fascicolo del fabbricato sia reso obbligatorio. Non so se i comuni possano autonomamente decidere o magari valutare come associazione di comuni di dire che nella provincia di Treviso, che noi consideriamo un laboratorio sul quale si può aprire il più grande cantiere d'Italia per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, si renda obbligatorio il fascicolo del fabbricato, che deve contenere i dati dell'edificio, non soltanto quelli statici ma anche quelli degli impianti. Naturalmente chiediamo e stiamo lavorando insieme agli ordini professionali e alle imprese perché gli interventi che facciamo e che faremo per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio siano il meno invasivo possibili, perché se noi chiediamo alle famiglie di uscire dagli appartamenti per fare l'intervento non si metterà mai in sicurezza l'appartamento. Siccome ci sono tecnologie materiali che ci aiutano molto, e poi sentiremo che ci aiutano molto a risolvere questo problema, bisogna metterli in campo rapidamente. Infine chiediamo l'istituzione di un tavolo tecnico a livello territoriale tra imprese, professionisti, banche e istituzioni. Questo tavolo tecnico è essenziale per stimolare la domanda di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, per rafforzare l'offerta di soluzioni tecnologiche avanzate, per coordinare le azioni dei soggetti pubblici e privati e anche per diventare un momento dove si sperimentano soluzioni, si costruiscono linee guida anche a livello territoriale che possano aiutare tutti i soggetti in campo. Poi questo può diventare anche una sede dove si può proporre contenuti di formazioni e consulenze a imprese, a cittadini e a istituzioni. Se, e mi fermo qua, noi riusciremo a concretizzare molti dei suggerimenti che abbiamo cercato di dare in questa prima introduzione e nelle relazioni che seguiranno, io penso che noi potremo diventare anche un punto di riferimento nazionale, non soltanto come lo stiamo diventando da tempo ormai per la raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche per la messa in sicurezza del sistema del patrimonio edilizio, che, credetemi, sarà un volano incredibile dal punto di vista economico, perché investire in edilizia significa poi attirare altri investimenti e normalmente i tecnici dicono che quando investi uno in messa in sicurezza ce ne sono altri 3 che vengono investiti in impianti, in pavimentazione, in serramenti e in altre questioni. Quindi abbiamo grandi opportunità in campo, raccogliamole, lavoriamo tutti insieme per ottenere questi risultati. Ringrazio il direttore provinciale di CNA, Giuliano Rosolin. I lavori ora si svilupperanno in 3 parti. Una prima parte è dedicata ovviamente alle problematiche fiscali che sono connesse con l'applicazione delle disposizioni agevolative IRPEF e IRES previste per i contribuenti che sostengono le spese per l'adeguamento antisismico degli immobili. Una seconda parte, per così dire, più propriamente tecnica, per approfondire tutti gli aspetti che riguardano le metodologie e le caratteristiche che gli interventi debbono avere, e infine una terza parte dedicata alle opportunità di finanziamento degli interventi. Cominciamo dunque la prima parte affidando la parola alla collega Alessia Scalzo, dottore commercialista, revisore legale, consulente per la fiscalità diretta di Sistema CNA Modena. Alessia. Buonasera a tutti, io sono molto felice di essere stata invitata anche perché oltre a occuparmi appunto di questa materia io vengo proprio da una zona dell'Emilia che è stata duramente colpita dal terremoto del 2012, per cui ho toccato con mano insomma tutte queste tematiche di cui si parlava anche poco fa. Quindi io cercherò di farvi una carrellata da un punto di vista fiscale, cercando di usare termini chiaramente non troppo fiscali, così da essere chiara un po' per tutti.
Quadro normativo è importantissimo, no? Per capire quando parliamo di sisma bonus di cosa parliamo. Noi abbiamo una norma a regime che è l'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, che appunto è la norma che disciplina la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, perché ricordiamoci che il sisma bonus è una fattispecie di questa detrazione, non è una detrazione in più, nasce come fattispecie all'interno di questa norma, no? Quindi al pari di altri interventi di ristrutturazione, di manutenzione, eccetera, eccetera. Questa è la norma base. Ed detta appunto quella che è una detrazione dall'IRPEF, quindi significa che se io faccio degli interventi posso avere un abbattimento dell'imposta, questo è il mio risparmio fiscale. Va da sé che se io chiaramente a monte non ho un'imposta da versare, purtroppo la detrazione di per sé non è applicabile. Quindi è molto importante anche in questo contesto valutare la rateazione in cui appunto poterla spalmare, perché è vero, come si diceva, che adesso una parte del sisma bonus che è normata dal decreto energia prevede una detrazione ridotta in 5 anni, ma se un soggetto non ha abbastanza capienza IRPEF, chiaramente gli può convenire avvalersi del sisma bonus base. Detto questo, quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo il decreto energia, l'articolo 16, che nasce come successiva norma che si innesta appunto sulla norma base. Si innesta in che senso? Nel senso che innanzitutto ha portato a una modifica del sisma bonus base e quindi delle detrazioni del recupero del patrimonio edilizio residenziale, perché la percentuale è stata aumentata dal 36 al 50% e il tetto di spesa da 48 a 96 mila euro. E in secondo luogo perché ha innestato appunto tutta una serie di altri interventi che appunto vedremo nelle slide successive. Sisma bonus base, quello dell'articolo 16 bis del testo unico, che cosa prevede? Prevede una detrazione appunto del 50% che viene calcolata sul limite di spesa massima detraibile di 96.000 euro. Cosa significa? Che se io spendo 100.000 euro potrò applicare il 50% non su 100.000 ma su 96.000, quindi 4.000 li perdo a monte, però io posso portarmi a casa 48.000 euro. Che mi porto a casa non una tantum, ma appunto in 10 quote annuali costanti, ma solo se gli interventi li faccio su edifici ad uso residenziale. Questo perché l'articolo 16 bis è rivolto solo ed esclusivamente a residenziale e quindi ai soggetti IRPEF, in primis i soggetti privati quindi, nonché anche in parte agli imprenditori o ai soci delle società di persone, ma solo se questi hanno nel loro attivo patrimoniale dei beni immobili che non sono beni immobili strumentali e merci, ossia sono beni immobili che vengono tassati secondo il criterio fondiario. Il sisma bonus invece, che è stato innestato successivamente dal decreto energia, che cosa ha comportato? Questo è il quadro attuale, perché inizialmente quando è stato istituito la detrazione era maggiore, era del 65%. Attualmente invece noi che cosa abbiamo? Abbiamo una detrazione del 50% che possiamo fare, che possiamo ottenere solo sul lasso temporale ridotto, perché il 31/12 del 2021 non ci sarà più, salvo proroghe oppure salvo una ristrutturazione proprio di tutta la materia, e vale solo se le procedure autorizzatorie sono state attivate dal 1 gennaio del 2017, sempre con un limite di spesa massima detraibile di 96.000 euro. In cosa si differenzia dall'altro? Innanzitutto, dicevamo, per le quote, che sono 5 non 10, e quindi questo può essere un vantaggio sicuramente se ho una capienza di imposta, ma non lo è se io non ce l'ho, ok? E poi che cosa ha di differente? Ha che questo sisma bonus, ricordiamoci, è nato proprio a seguito dei terremoti che ci sono stati in Italia, no? Per cui, siccome il sisma bonus originario riguardava solo l'abitativo e solo i soggetti IRPEF, chiaramente per andare incontro alle imprese, ai capannoni che avevano subito
dei danni non si poteva applicare quella norma, quindi nasce questa. E questa nasce appunto specificamente per interventi che riguardano sia le abitazioni, e quindi per i soggetti privati. Con abitazioni si intendono non solo l'abitazione principale, ma qualunque altro tipo di abitazione tenuta in comodato, dati in locazione, abitazioni sfitte, secondarie, eccetera, eccetera. E anche attività produttive con le quali si intendono non solo le attività industriali, ma anche le attività commerciali, le attività agricole, quindi dal negozio, dall'ufficio, eccetera, eccetera. E vale solo per le zone sismiche 1, 2, 3. I soggetti che sono beneficiari quindi sono non solo i soggetti IRPEF ma anche i soggetti IRES, quindi abbiamo un ampliamento insomma, della platea. Che cosa significa questo? Significa che in sostanza questo bonus si può vedere come alternativa a quell'altro per alcuni soggetti però solo, perché ad esempio se io sono un privato e ho tutte queste caratteristiche e quindi ho un'abitazione che ricade in una zona sismica 2, ad esempio, sono un soggetto IRPEF, io posso scegliere di utilizzare questo oppure quello base, a seconda della mia capienza IRPEF. Ci sono soggetti invece che non potranno fare questa scelta, come sono i soggetti IRES, loro o fanno questo altrimenti non hanno alcuna possibilità. Il sisma bonus poi, in base al decreto energia, spetta anche nella misura maggiorata che può essere del 70 o dell'80% appunto per interventi che riducono il rischio sismico degli edifici. Quindi abbiamo il 70% se si riduce di una classe e dell'80% se si riduce di 2 classi. Queste percentuali chiaramente aumentano al 75% o all'85% per le parti comuni condominiali, quindi per gli interventi che riguardano solo edifici condominiali in sostanza. Siccome quindi l'abbattimento del rischio sismico della classe di rischio è diventata fondamentale per questo tipo di interventi, il legislatore chiaramente dal 1 gennaio dell'anno scorso ha reso detraibili anche le spese che servono per la verifica sismica di questi interventi, perché chiaramente noi non possiamo ottenere nessun tipo di detrazione se non sappiamo a monte in che rischio sismico siamo, no? Quindi è fondamentale, soprattutto per questo tipo di sisma bonus, che ci sia una forte liaison tra i fiscalisti e i tecnici del mestiere. Per quanto riguarda i tecnici, poi come loro sanno bene è stato emanato questo decreto dell'anno scorso per le linee guida appunto di tutti i lavori che devono essere effettuati. Poi vi segnalo anche questa che non riguarda la vostra zona sismica e neanche la mia per dire, ma per il momento solo i comuni in zona sismica 1, però noi sappiamo che il legislatore cambia idea, quindi potrebbe allargarla anche ad altre classi, appunto ad altri comuni che stanno in zone sismiche diverse. È previsto quindi anche una detrazione molto alta, perché è del 75 e dell'85%, per coloro che acquistano case antisismiche, appunto per adesso in comuni della zona sismica 1, case che sono il frutto di interventi di totale demolizione e ricostruzione di interi edifici, tali da ridurre appunto il rischio sismico o di una classe o di 2 classi, e da qui appunto le relative detrazioni. Interventi che devono essere eseguiti solo da imprese che sono imprese di costruzione o di ristrutturazione. La detrazione viene calcolata, secondo queste percentuali, sul tetto massimo di spesa di 96.000 euro. Quindi questa può essere una buona opportunità se viene estesa anche ad altri comuni. Altra novità che vi segnalo della legge di bilancio è che di quest'anno è che dal 1 gennaio di quest'anno appunto il sisma bonus è stato esteso anche agli istituti autonomi delle case popolari, nonché ad altri enti che hanno le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. In tutti questi casi gli immobili devono essere adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Un'altra cosa importante che non vi ho detto prima è che per quanto riguarda, torno indietro con le slide, per quanto riguarda questo sisma bonus sulle parti comuni condominiali, in alternativa alla detrazione i contribuenti possono anche cedere il bonus ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure anche ad altri soggetti privati.
però al momento è esclusa la cessione alle banche e agli altri intermediari finanziari. Vedremo che cosa succederà, perché anche su questo aspetto della cessione dei bonus c'è del fermento. Altro discorso che riguarda invece la cessione del bonus legato invece all'altra detrazione sorella che voi conoscete, che è quella dell'ecobonus, ossia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Anche lì è prevista appunto la cessione ad altri soggetti che hanno effettuato gli interventi, e per quanto riguarda i soggetti che sono incapienti, ossia che non hanno IRPEF, in questo caso è prevista la cessione anche alle banche. Questo giusto a mo' di informazione. Ecco, alcune cose molto importanti sono state dette dall'Agenzia delle Entrate in questo documento di prassi di novembre. Qua che cosa ha detto l'Agenzia? Ha detto che, essendo il sisma bonus una parte comunque integrante dell'articolo 16 bis del testo unico, quindi una parte integrante degli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, pur anche con le particolarità che sono state poste in essere dall'altro decreto, quindi dal decreto energia, valgono gli stessi principi che noi abbiamo per l'altra normativa. Per cui vale anche qui il principio generale del carattere assorbente dell'intervento di natura superiore rispetto a quello inferiore. Che cosa significa? Che se io faccio un intervento antisismico, così come se facessi un altro normalissimo intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, e per fare questo devo rompere i muri e quindi dovrò ad esempio ritinteggiare le pareti, che di per sé sono un intervento di manutenzione ordinaria, questo spetta anche questo, perché si guarda appunto l'intervento principale da cui poi scaturiscono tutti gli altri interventi, e questo vale anche per l'antisismico. Per lo stesso motivo vale lo stesso il limite massimo di spesa di 96.000 euro. Questo è un limite che è sempre unico e va calcolato appunto sempre in riferimento alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che io abbia posto in essere altri interventi. Cosa significa? Che se io ho due concessioni edilizie diverse, da cui mi scaturiscono due interventi diversi, uno ad esempio di manutenzione straordinaria, l'altro di antisismico, non è che a me aspettano 96 più 96, a me aspetta sempre solo 96, ok? Questo è molto importante. E questo vale anche se io facessi due manutenzioni straordinarie diverse, cioè valgono sempre i principi che sono stati dettati per l'articolo 16 bis del testo unico. Questo significa quindi che se l'intervento mi va avanti negli anni, io non è che tutti gli anni ho 96.000 euro, chiaramente dovrò tener conto di quanto ho speso l'anno precedente per tutti e due gli interventi. Il limite è sempre uno che si deve ricreare. Infine, come vi avevo già accennato prima, il contribuente, qualora ha la possibilità di poter scegliere quale sisma bonus vuole fruire, può sceglierlo tranquillamente. Quindi, ad esempio, l'Agenzia ha fatto un caso estremo. Io sono nelle condizioni di poter fruire del 70 o dell'80% di 5 rate, però purtroppo non ho abbastanza IRPEF. Cosa faccio? Il legislatore dice, bene, tu puoi scegliere, se ti è conveniente, e qui i fiscalisti devono fare delle simulazioni, puoi scegliere di avvalerti semplicemente del 50 in 10 rate, quindi quello che ti prevede la norma originaria del 16 bis. Va da sé, come dicevo prima, che ci sono dei soggetti che non hanno invece possibilità di scelta. Se io sono un soggetto IRPEF o IRES, però non sono un soggetto privato perché sono un'impresa e devo fare degli interventi sul mio capannone, io sono obbligato a fruire del sisma bonus di cui al decreto energia, quindi solo quello in 5 rate, altrimenti non faccio niente. Infine vi parlo anche di questo super ecobonus di cui probabilmente avete sentito parlare, perché il legislatore finalmente inizia a capire che gli interventi di antisismico e di riqualificazione energetica vanno a braccetto. Cioè non si può pensare di fare su un
un immobile, un intervento di abbattimento del rischio sismico e uno di riqualificazione energetica, e poi dover sempre star lì a guardare le spese da imputare all'uno, da imputare all'altro. Quindi sta iniziando ad andare verso questa direzione, anche se per il momento lo sta facendo solo per gli edifici condominiali. Però, insomma, siamo già iniziamo ad entrare in una nuova, diciamo così, in una nuova dimensione. Quindi è previsto dal 2018, quindi a regime, diciamo, perché qua non abbiamo un termine finale, che per questi interventi su parti comuni condominiali, zone sismiche 1, 2, 3, che conseguano la duplice finalità di abbattere il rischio sismico e di riqualificazione energetica dell'edificio, di poter fruire di una detrazione dell'80% dall'85% se l'abbattimento è questo, 1 o 2 classi di rischio, con una spesa massima maggiore, abbiamo 136.000 euro, che viene calcolato sempre con le modalità dei condomini, quindi spetta riferimento a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il condominio. E questa è fruibile in 10 quote annuali costanti. Questa detrazione, questo nuovo super ecobonus, quindi vi ricordo che è alternativo ad altre due detrazioni che sono già in essere nel nostro sistema tributario e che sono l'ecobonus per quanto riguarda il 70 e il 75% per interventi particolarmente riqualificanti. Non vi leggo tutte praticamente le indicazioni ai fini del calcolo del risparmio energetico, che sarà a cura dei tecnici fare, e il sisma bonus invece del 70 e dell'85% che abbiamo visto in precedenza sulle parti comuni condominiali. Per questo nuovo super ecobonus chiaramente mancano ancora tutte le indicazioni applicative del MISE, manca ancora cioè il decreto attuativo, nonché tutte le specifiche che riguardano l'Enea per la parte energetica, perché sicuramente sarà da inviare qualcosa all'Enea entro i 90 giorni dalla fine dei lavori per indicare di quanto è stato il risparmio energetico. Ho ancora un po' di tempo, quindi in definitiva questo per dirvi che questo breve flash che ho cercato di darvi è che comunque la normativa fiscale è sicuramente un po' complicatina, come sento insomma che mi viene detto da più parti, perché appunto nasce in un modo e si è sviluppato poi con il decreto energia che abbiamo visto normare tanto il sisma bonus quanto anche l'ecobonus in tutte quelle nuove misure che gli addetti del mestiere conoscono. E quindi è assolutamente auspicabile che venga riformata tutto l'impianto normativo per rendere proprio strutturale, senza quindi più scadenze, senza più necessità di proroghe delle misure, dei termini, tutto quanto, questo tipo di detrazioni che sono assolutamente importanti per il settore edilizio, assolutamente. E quindi io direi di aver terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ad Alessia Scalzo. Prima di passare alla parte tecnica approfitto solo un attimo per ricordare e ringraziare gli ordini professionali, l'ordine provinciale degli ingegneri della provincia di Treviso, l'ordine degli architetti della provincia di Treviso e il collegio provinciale di geometri che, oltre ad assicurare, come ho già avuto modo di dire prima, il loro patrocinio a questa iniziativa, hanno anche voluto ci hanno anche cortesemente indicato i nomi degli autorevoli relatori che ora potremo andare ad ascoltare. La prima relazione è affidata all'ingegner Sandro Stefano, ingegnere, componente della Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, e avrà per tema il rischio sismico e le classificazioni sismiche. Qui mi consenta l'ingegner Stefano di sottolineare, come posso dire, un fuori programma che credo la platea qui presente, composta in buona parte anche da professionisti tecnici, apprezzerà in modo particolare. Proprio questa mattina è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che approva e determina le specifiche tecniche
e degli interventi per la riduzione del rischio sismico, e quindi l'ingegner Stefano credo di aver capito che ha adattato in qualche modo il suo intervento per tener conto di questa novità importante che probabilmente riscuote quindi l'attenzione e l'interesse di tutti. Ne potrà forse uscire qualche piccolo scordinamento con le slide che aveva predisposto, tutto sistemato, meglio ancora, e quindi gli cedo la parola e lo ringrazio di questo aggiornamento. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo rapidamente perché la carne al fuoco è molta e i tempi sono strettissimi. Parleremo di rischio sismico, di classificazione sismica e di quelli che sono appunto gli interventi che si possono mettere in atto grazie a questo sisma bonus che ci è stato così regalato dal legislatore. Cominciamo molto rapidamente a fare una carrellata su quelli che sono su quello che è il problema dei terremoti. Voi do per scontato, sappiate tutti quanti, che la Terra non è un oggetto immutabile e cristallizzato, ma si è evoluta nel corso degli anni e si è evoluta a causa della sua stessa natura. La Terra ha un nucleo centrale, una parte intermedia che prende il nome di mantello, e all'interno di questo mantello non c'è sostanza solida, c'è sostanza semisolida che va a contatto con la parte esterna, che invece è effettivamente solida, la crosta, quella su cui stiamo noi. Questi moti convettivi causano un trasferimento di energia dal mantello semisolido alla crosta rigida. La crosta cerca di resistere, per attrito viene tirata, deformata, cerca di resistere finché ce la fa, a un certo punto non ce la fa più, e quello che accade è che abbiamo appunto i terremoti. Vediamo se riusciamo ad avviare il filmato. Lo facciamo da lì. Abbiamo appunto i terremoti che qui vedete rappresentati con dei puntini luminosi nel corso del tempo, che vedete non avvengono in maniera completamente casuale, si vanno a localizzare lungo delle direttrici in delle zone particolari, perché non tutte le zone sono soggette allo stesso modo ai terremoti. Queste zone non sono nient'altro che le linee di confine tra quelle che si chiamano placche tettoniche, e sono questi zatteroni di crosta terrestre che in qualche modo si muovono sulla superficie del nostro pianeta. E proprio in base a questo principio noi possiamo pensare che quello che è accaduto nel passato per un fenomeno naturale continui a riproporsi per il futuro. Quindi da quello che abbiamo osservato indietro nel tempo possiamo proiettare in quello che sarà rischio di riproposizione di questi eventi nel futuro. Andiamo a vedere come è messa l'Italia in questa mappa. Ebbene, siamo allegramente a cavallo della linea di confine tra la placca tettonica nordafricana e quella euroasiatica. Quindi sì, abbiamo un problema, abbiamo assolutamente un problema che va affrontato. Come lo possiamo affrontare? Lo affrontiamo cercando di gestire quello che si chiama appunto rischio sismico. Che cos'è il rischio sismico? Possiamo utilizzare un'espressione per definire il rischio sismico. Lo definiamo come il prodotto di 3 fattori: pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Questi 3 fattori interagiscono tra di loro, possiamo pensare al rischio sismico come all'intersezione di questi 3 fattori. Andiamo a vedere che cosa sono. Pericolosità è la probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un determinato sito, in un determinato intervallo di tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo capire quanto è probabile, con quale frequenza un evento con una certa violenza, con una certa intensità può verificarsi in una zona. Come faccio a capirlo? Non faccio nient'altro che andare a studiare quello che è successo nel passato, perché per l'appunto quello che è successo nel passato probabilmente si ripeterà nel futuro. Posso prendere la mappa di quelli che sono gli eventi sismici storici, diciamo, quelli degli ultimi 1000 anni nel Veneto, che vedete qui rappresentati, e posso farlo per tutti i comuni. Questo si può fare tranquillamente su internet, al sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Posso costruire quella che è la storia sismica, in questo caso del comune di Vittorio Veneto. Questi sono solo gli ultimi 150 anni. Ogni lineetta rossa che vedete è un evento sismico che ha dato effetti di intensità superiore a 2 nel comune di Vittorio Veneto. Se vogliamo anche tralasciare quelli di intensità inferiore, 2, 3, 4, prendiamo solo quelli dal livello 5 in su, ne contiamo 9 negli ultimi 150 anni. Vuol dire
mediamente 3 ogni 50 anni. Non porsi il problema del rischio sismico è folle, è statisticamente assurdo. Quali sono stati questi eventi? Li percorriamo rapidamente. Cosiddetto terremoto di Santa Costanza 1695 nell'Asolano, guardate la magnitudo, 6,5 circa. Vi ricordo che i terremoti del 2016 del centro Italia erano dell'ordine come magnitudo di 6, 5, 9, 6, 6,5. Quindi parliamo di terremoti di quell'entità. 1873, terremoto del Bellunese, magnitudo 6,3. 1936, Bosco del Cansiglio, anche qui magnitudo 6,15. Fino al terremoto del Friuli del 1976, anche questo con magnitudo intorno al 6,5. Mettendo insieme queste informazioni, ecco che andiamo a ricavare quelle che sono le mappe di pericolosità sismica di un territorio. Evidentemente è stato fatto per tutto il territorio nazionale, questa è quella che riguarda il Veneto. Cosa ci dice questa mappa? Ci dice per l'appunto, è espressa in termini, qui dice di accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. Cosa vuol dire? Questo non è il terremoto massimo che possiamo aspettarci qui, si parla di probabilità. Se prendiamo la zona, per esempio, di Vittorio Veneto, andiamo a guardare queste accelerazioni che sono espresse come frazione dell'accelerazione di gravità, quindi siamo intorno a 0,25 G, un quarto dell'accelerazione di gravità. Bene, c'è la probabilità che se io prendo un lasso di tempo di 50 anni, ho un 10% di probabilità di avere almeno un evento sismico con quell'intensità nel territorio. Questo vuol dire, è qualcosa di probabilistico. Se io vado a cambiare questi parametri di probabilità e vado a prendere, per esempio, vado a crearmi la mappa di pericolosità sismica per un evento che abbia in 50 anni una probabilità del 2%, quindi non più del 10%, questo valore di accelerazione di gravità per Vittorio Veneto raddoppia, passa a 0,5 G. Quindi non vuol dire che quello è il limite e più di là i miei territori non arriveranno. Vuol dire che quello è il limite in quel lasso di tempo per quella probabilità. Quindi teniamo sempre presente che i terremoti possono avvenire anche con maggiore intensità. Passiamo al secondo dei nostri fattori, l'esposizione. Chi è l'esposizione? La quantificazione di ciò che può essere negativamente affetto da un evento sismico, popolazione, beni culturali, servizi pubblici, attività economiche. Questo concetto io ve lo spiegherò per immagini che forse vi rimane più impresso. Qualsiasi comunità umana costituisce di per sé esposizione. Come lo era Amatrice, ecco cosa succede quando io mi dimentico di proteggere qualcosa di esposto. Esposizione è la popolazione, abbiamo detto in particolare, le fasce più importanti della popolazione. I bambini, per esempio, costituiscono la massima esposizione da questo punto di vista, e se io mi dimentico di mettere in sicurezza le scuole, San Giuliano di Puglia 2002, se ve lo ricordate, 27 bambini e un insegnante sono rimasti lì sotto. Beni culturali, Basilica di San Francesco d'Assisi, terremoto delle Marche Umbrie 1997. Questa è la chiesa di Santa Maria del Suffragio all'Aquila, questo è quello che ne rimane dopo il 2009. Basilica di San Benedetto a Norcia, eventi del 2016. Questa è tutta esposizione che peraltro non posso nemmeno recuperare perché i beni culturali non sono ricreabili. Abbiamo detto servizi pubblici, come può essere per esempio una centrale nucleare. Questa è la centrale di Fukushima, dopo il terremoto del 2011 i 2 reattori sono completamente andati a farsi benedire, quindi anche queste sono cose di cui tener conto. Si parlava anche dell'aspetto economico, anche quello è esposizione, perché le attività produttive generano benessere per tutti, danno lavoro, danno da mangiare alle famiglie, e quando ci si dimentica di mettere in sicurezza anche le attività produttive, come è accaduto nel 2012 in Emilia Romagna, si possono avere questi disastri. Quindi, considerato che abbiamo focalizzato anche che cos'è l'esposizione, passiamo alla vulnerabilità, il terzo dei nostri fattori. Vulnerabilità sismica, la suscettibilità di una costruzione ad essere danneggiata da un terremoto. Cosa vuol dire? Vuol dire ho un terremoto, una costruzione, quanto può essere danneggiata da un evento? Molto, poco. È evidente che ci sono costruzioni che hanno vulnerabilità maggiore o minore. La vulnerabilità di un edificio di questo tipo non può chiaramente essere la stessa di un edificio di questo tipo.
Non a caso questo edificio si trova a New York, che non ha grossi problemi di sismicità. Un edificio di questo tipo si danneggerebbe molto, uno di questo tipo evidentemente molto meno. Per farvi capire di cosa stiamo parlando, questo è un edificio, adesso vedrete un video, questo è un modello in scala 1:1 di un edificio messo su piastra vibrante. La piastra vibrante non è nient'altro che una grossa tavola che si muove, ecco vedete viene scossa, guardate in questo punto e in questo punto. Adesso l'edificio praticamente, eccoli, è rimasto in piedi per miracolo giusto perché sono incastrate le pietre, ma questo sarebbe collassato. Questo è tipicamente un edificio in muratura come ce ne sono tantissimi nelle nostre zone, perché non ha cordoli che legano le murature, che legano i solai, e di questi siamo pieni in Italia. Completamente diverso è il caso di questo edificio. Questo edificio ha una vulnerabilità molto molto bassa, anche questo è un modello in scala 1:1 su piastra vibrante. Vedete che praticamente non riporta danni in seguito a questi grossi scossoni. Quindi noi possiamo fare edifici che si danneggiano e che si danneggiano molto ed eventualmente crollano, possiamo fare edifici che non si danneggiano molto poco e non crollano. Vulnerabilità, tutti state pensando chissà il mio edificio se crolla, se non crolla, se si danneggia, quanto o perché. Statisticamente vi posso dire che siamo messi abbastanza male. L'Istat ha fatto un censimento e se noi andiamo a guardare questa parte di questo specchietto in cui viene appunto censito quello che è il patrimonio abitativo delle nostre zone, questo è per il comune di Vittorio Veneto, e troviamo, qui non lo vedete bene, ve lo dico io, abbiamo circa più di un 60% di edifici in muratura portante, circa un 30% di edifici in cemento armato e meno del 10% di edifici in altri materiali. Dovete sapere che gli edifici in muratura portante fino a pochi anni fa non dovevano nemmeno essere depositati come progetto al Genio Civile, quindi potevano essere tirati su un pochino come l'edificio bianco che avete visto prima. Ma se guardiamo quest'altra parte di questi dati, di questa tabella del censimento, scopriamo che l'87% degli edifici di Vittorio Veneto è precedente al 1980. Di quelli successivi al 1980 ce n'è solo un 1,5% degli ultimi 10 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fino al 1980-1975 ci trovavamo qui. Queste sono le mappe di pericolosità sismica, l'evoluzione della mappa di pericolosità sismica in Italia nel tempo. Fino al 1975 le uniche zone considerate sismiche erano la Calabria e la provincia di Messina. Perché? Perché c'era stato il terremoto terribile del 1908 appunto sullo stretto, che ha raso al suolo praticamente sia Messina che Reggio Calabria. Quindi tutto quello che è stato costruito prima di questi momenti qui non teneva conto dell'azione sismica, tutt'al più come tradizione del buon costruire di un luogo, ma altrimenti non si teneva assolutamente in conto che quegli edifici dovessero resistere al sisma, quindi le costruzioni realizzate come quel famoso edificio bianco. A spot cominciano le prime macchioline anche in questa zona nel 1975, poi dopo il terremoto dell'Irpinia e del Filo di Venezia Giulia si comincia a capire che è bene cominciare a ragionare in un altro modo. Bene, visto quindi anche la vulnerabilità, abbiamo capito cosa sono questi tre fattori e come vanno a influire sul rischio sismico. Bene, se io voglio ridurlo questo rischio sismico, come faccio? Devo andare a ridurre, se riesco, i fattori, ma posso agire su questi fattori? Sulla pericolosità evidentemente no, perché non dipende da me la pericolosità di una zona. Sull'esposizione non ha senso porci il problema di ridurre l'esposizione, perché io ho bisogno di difendermi dal rischio sismico proprio dove ho esposizione. In mezzo al deserto non ho esposizione, che me ne frega di difendermi dal rischio sismico. Sulla vulnerabilità posso assolutamente agire, perché io posso fare in modo che gli edifici si danneggino meno quando sono soggetti ai sismi, e quindi una volta che io riduco la vulnerabilità, riduco anche l'intersezione e quindi il rischio sismico. Bene, quali sono gli strumenti che noi abbiamo per appunto ridurre la vulnerabilità? Un grosso aiuto ci viene dato appunto da questo sisma bonus. Abbiamo visto di cosa si tratta, nasce da una norma fiscale fondamentalmente, e abbiamo visto che è un sistema di detrazioni premianti. Cosa vuol dire? Vuol dire che io quanto più aumento la performance della mia abitazione, tanto più posso detrarre, tanto più mi viene restituito. Come faccio a sapere di quanto aumento questa performance? Grazie a queste classi di rischio sismico. È stata introdotta appunto una classificazione sismica.
Questa classificazione ci viene illustrata dalle linee guida per la classificazione del rischio sismico, è l'allegato al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti, il 58 del 2017, che introduce per l'appunto 8 classi di rischio. Ricordano volutamente le classi di prestazione energetica, in modo da avere a che fare con qualcosa con cui più o meno abbiamo già dimestichezza. Passiamo dalla classe A+, che è la classe a minor rischio, alla classe G, la classe a maggior rischio. Attenzione che si parla sempre di minor rischio e maggior rischio, comunque c'è sempre un rischio e la norma ci dice qual è il livello di rischio accettabile, non ci dice che siamo perfettamente sicuri, sono due concetti assolutamente diversi. Come viene definita questa classificazione? Come vengono definite le classi di rischio sismico? Bisogna prendere in considerazione 2 parametri diversi, uno è l'indice di sicurezza, ISV, e l'altro è l'indice PAM, perdita annuale media. Andiamo a vedere di cosa si tratta, perché sono 2 cose completamente diverse. L'indice di sicurezza misura quanto l'edificio è resistente rispetto a cosa? Rispetto a un edificio ideale che soddisfi esattamente la richiesta della normativa per una nuova costruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io costruisco una nuova casa ho un livello minimo di sicurezza che devo raggiungere. Il mio edificio esistente può resistere a una frazione, può avere una frazione della resistenza dell'edificio idealmente nuovo e a seconda della percentuale di resistenza che io ho entro in queste classi qui. Se io avessi esattamente la richiesta di resistenza che mi viene prescritta dalla norma sarei in classe A. Fino al 100% esatto sono in classe A per quanto riguarda l'indice di sicurezza. Se supero questa richiesta minima ecco che passo in classe A+. Il secondo parametro non è più un parametro di sicurezza, è un parametro economico, prettamente economico. Misura appunto le perdite economiche associate ai danni agli elementi strutturali e non, quindi tutto quello che compone la mia abitazione, riferite al costo di ricostruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che mano a mano che aumenta l'intensità del terremoto, presumibilmente aumentano anche i danni che io riporto su una costruzione. A un certo punto arriverò a un livello di terremoto che mi fa talmente tanti danni che non mi conviene più riparare la costruzione, mi conviene demolirla e ricostruirla. Questo è il mio costo di ricostruzione ed è quello che copre il mio 100%. Quello è il mio 100%. Bene, semplificando e dicendovi anche una cosa che tecnicamente in realtà non è proprio corretta, se io arrivassi a questo livello di terremoto che mi causa appunto danni pari al costo di ricostruzione, con un terremoto che ha una probabilità di avvenire diciamo una volta ogni 10 anni, avrei una perdita annua media attesa del 10%. Quindi 100 anni diviso i 10 avrei il 10%. Se viceversa avessi un terremoto, una casa più resistente, quindi un terremoto che mi porta al costo di ricostruzione una volta ogni, per dire, 50 anni, statisticamente sempre, ecco che 100% diviso 50 anni avrei una perdita media annua del 2% e sarei in una classe superiore. Quindi 2 parametri completamente diversi in base ai quali io vado a fare queste 2 classificazioni. Classe ISV, quindi classe di sicurezza, e classe PAM, classe economica. Per definire la classe di rischio del mio edificio non faccio nient'altro che prendere la più bassa di queste 2 classi. Questo non è così scontato perché io posso avere combinazioni assolutamente varie e variegate di queste 2 classi. Avere una classe A di resistenza, di sicurezza, quindi una classe A ISV, potrebbe darmi una classe PAM che va dalla A alla D. Quindi non necessariamente un edificio molto resistente è anche un edificio che si danneggia poco. Quindi le 2 cose sono scollegate e vale anche il viceversa. Quindi se io ho un edificio in classe D PAM, per esempio, la classe di sicurezza può andare dalla A+ fino alla E. Chiederei, ingegnere, di... Sì, abbiamo così. Grazie. Ci sono dei metodi per l'attribuzione delle classi di rischio. Uno è il metodo convenzionale, che è quello che viene normalmente utilizzato da tutti i tecnici e che prevede il calcolo dettagliato appunto delle performance di resistenza della casa, ed è stato poi anche introdotto un metodo semplificato. Qual è questo metodo semplificato? Intanto è applicabile solo alle tipologie muratura, prende l'avvio da una classificazione di vulnerabilità fatta secondo la European Microseismic Scale del 1998, non vi sto a raccontare che cos'è, sono cose tecniche, fondamentalmente si guarda la tipologia
la tipologia costruttiva di un edificio, e in base a quella si applica una classe di vulnerabilità. Si definisce, appunto si attribuisce questa classe di vulnerabilità, si guarda se per caso ci sono dei motivi per cui declassare questa classe di vulnerabilità, motivi peculiari per una determinata costruzione, e dopodiché con questa classe di vulnerabilità, a seconda della zona sismica in cui mi trovo, vado a trovare la mia corrispondente classe di rischio. Classe di rischio che viene indicata con un asterisco perché, attenzione, che il metodo semplificato non dà le stesse risposte del metodo convenzionale, può portare anche a risultati molto diversi. Però è stato introdotto lo stesso perché ha un costo molto molto basso e dà la possibilità anche a chi non potesse affrontare una classificazione o non volesse affrontare una classificazione integrale di avere comunque un'idea. Oltre alla classificazione, le linee guida ci dicono anche come possiamo andare a intervenire. Possiamo andare ad intervenire sostanzialmente con due metodi, uno è quello convenzionale, l'altro è quello semplificato. Vediamo che il metodo convenzionale, qui rubo 2 minuti perché appunto c'è stata l'introduzione delle norme, dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, pubblicate martedì in Gazzetta Ufficiale. Col metodo convenzionale posso fare tutto quello che mi consentono le norme tecniche per le costruzioni, ovvero posso andare ad adeguare la struttura, quindi portarla ai livelli di resistenza previsti per le nuove costruzioni, posso fare un miglioramento o posso intervenire anche solo localmente per fare delle riparazioni mirate o dei miglioramenti mirati a determinati elementi strutturali. Una delle principali, forse la principale novità di queste norme tecniche per le costruzioni, e sicuramente la più pubblicizzata e la più sbandierata, è la possibilità in certi casi, in limitati casi, di adeguare all'80%. Allora, quello che secondo me è importante capire qui è che un piccolo abbassamento dell'asticella è stato introdotto dal legislatore, non perché se io sono più vicino a quello che mi richiede la norma ho un edificio più sicuro. Il requisito più basso non vuol dire che la mia costruzione è più sicura di prima. Questo togliamocelo dalla testa. Gli edifici non sanno leggere, non sanno cosa noi scriviamo sui pezzi di carta. Un edificio che non era sicuro prima non è sicuro nemmeno dopo. D'accordo? Abbassare l'asticella vuol dire dare la possibilità a chi non poteva intraprendere determinati interventi di miglioramento perché non avrebbe raggiunto quell'asticella, di fare comunque qualcosa, quindi di migliorare la situazione, di ridurre il rischio, perché allora posso anche arrivare a uno step leggermente inferiore. Ma lo spirito è questo, non è quello di abbassare l'asticella per dire allora faccio meno e sono comunque tranquillo. Non andiamo appresso a quello che richiede la norma, perché dire che un edificio è a norma non vuol dire niente. Questo edificio era a norma per il semplice motivo che un edificio esistente secondo la norma può rimanere lì. Quando voi andate a comprare una casa e chiedete se quella casa resiste al sisma e vi rispondono a norma, non vuol dire assolutamente nulla. La scuola capranica di Amatrice era a norma perché questa scuola è vincolata, era del 1930, è vincolata secondo il vincolo dei beni culturali e quindi io potevo fare anche solo un miglioramento sismico. È chiaro che fare solo un miglioramento sismico non vuol dire renderla sicura. D'accordo? Io la prego di chiudere perché siamo un attimo fuori tempo. C'è poi, vi dicevo, il metodo semplificato, che sostanzialmente è un metodo che prevede un piccolo elenco della spesa, diciamo, delle cose che si possono fare, ed è suddiviso per tipologie di costruzioni. Per gli edifici in muratura ha una cosa, con il metodo semplificato io posso passare una sola classe. Quindi se applico il metodo semplificato, cosa che posso fare, il mio beneficio è limitato all'aumento di una classe di rischio. Dicevo, per gli edifici in muratura ha una serie, sostanzialmente la linea guida mi danno una serie di cose che devo fare, per esempio andare a riparare le lesioni, andare a curare i collegamenti tra i paramenti murari e i solai, irrigidire i solai e via dicendo, e devo farlo sotto la struttura. Per i capannoni industriali anche è previsto un metodo semplificato, così come è previsto per gli edifici in calcestruzzo armato, sempre con la mia lista delle spese delle cose da fare. Per esempio per i capannoni industriali vuol dire andare a togliere le possibili carenze nelle unioni strutturali, nelle connessioni con la tamponatura esterna e negli scaffali che ho. E attenzione, per capannoni industriali e per edifici in calcestruzzo non è necessaria la preventiva attribuzione della classe di rischio. Il legislatore mi dice fai, non serve che tu mi classifichi, se fai questi interventi qui benefici automaticamente
del sisma bonus. Io la devo proprio interrompere. Chi paga tutto questo si paga da solo, il sisma bonus si ripaga perché non fare prevenzione costa molto di più, l'ha già detto il direttore Rosolin, quindi io vi ringrazio tutti quanti e ho concluso. Ringrazio l'ingegner Stefano Sandro. Chiedo scusa, dobbiamo accelerare un attimo i tempi perché abbiamo un po' splafonato. Do senza ulteriore indugio la parola all'architetto Marco Boscolo Bielo, membro del comitato di redazione di quaderni di legislazione tecnica, che ci relazionerà sul tema tipologie e tecniche di intervento, ipotesi di interventi poco invasivi. Grazie. Buonasera. Allora, mi è stato affidato questo tema, il tema delle tecniche di intervento antisismiche relativamente poco invasive. Cercherò di farlo nel tempo assegnato, 15 minuti, e con un linguaggio semplificato. Allora, noi abbiamo due problemi. Il primo problema è che, come ci è stato spiegato dai relatori precedenti, il terremoto durante la nostra vita, il terremoto che distruggerà la nostra casa, può accadere e può anche non accadere. Ed è un problema che sentiamo in modo relativo. C'è un altro punto di vista, quello dello Stato italiano, il quale statisticamente ogni 3 anni riscontra un terremoto nella nostra nazione che provoca danni di cui è già stato parlato in precedenza. E quindi noi abbiamo questi due aspetti fondamentali da tenere in considerazione. Ma il tema che mi è stato assegnato è quello dei, interventi relativamente poco invasivi. Cosa significa poco invasivo? Questo è un intervento di adeguamento sismico su una scuola che sta in essere, viene realizzato in questi giorni. Io sono il collaudatore. Per voi è poco invasivo? Ci sono delle colonne, in acciaio interno, un'ossatura di acciaio che rinforza, questo edificio scolastico al suo interno. Allora, può essere invasivo o meno invasivo, a seconda dei punti di vista. Certamente, per qualcuno, un intervento invasivo potrebbe voler dire un intervento che ferma l'attività produttiva, oppure ferma l'attività di un ospedale, oppure quella scolastica. Per qualcun altro l'intervento poco invasivo potrebbe significare un intervento che costa poco, avanti, e perché per qualcun altro un intervento poco invasivo potrebbe essere un intervento che si vede poco. Pensiamo sugli edifici di tipo monumentale, avanti, ma non c'è una correlazione stretta per il fatto che l'intervento sia poco invasivo e proporzionalmente poco costoso. Non c'è questa correlazione, Potrebbe essere poco invasivo, come la questione dell'edificio storico visto in precedenza, e molto costoso. Allora, come facciamo a orientarci con le nostre abitazioni, nella nostra esperienza quotidiana, con questi parametri? Allora, vediamo, ne ho individuati alcuni. Il primo, scorri pure la slide, riguarda la mappatura sismica italiana. Questa cartina è stata introdotta in Italia nel 2003, all'indomani del crollo della scuola di San Giuliano, dove sono morti circa 30 bambini e una maestra. San Giuliano di Puglia era una zona non sismica, era una zona 4. Ed è successo quello che è successo. Ed entra in circolazione questa mappatura, che però non diviene obbligatoria immediatamente, ma occorre un po' di tempo, occorrono 7-8 anni, entra in vigore nel 2009 e questo è un po' colpa di tutti gli addetti al settore. Quindi noi abbiamo un primo orientamento in riferimento a dove ci troviamo nel nostro territorio rispetto alla mappatura sismica. Voglio sottolineare che al giorno d'oggi le zone sismiche 1, 2, 3, 4 non esistono più, esistono solo dal punto di vista amministrativo, cioè delimitano dei confini territoriali per i quali la pratica al genio civile viene selezionata con una percentuale più o meno alta a seconda della zona amministrativa. Ma in realtà l'Italia è tutta una zona sismica, è stata mappata tutta come una zona sismica e
l'accelerazione attesa, cioè il terremoto che arriva in una zona 4, quella che una volta non era classificata sismicamente, può essere superiore a quella che arriva in una zona amministrativa 3, e questo è dimostrato. E questo è un primo limite della normativa sisma bonus, che vale solo per edifici in zona 1, 2, 3, che sono confini amministrativi, ma che non fanno pandan, non fanno scopa con questa mappa. Vai avanti, grazie. Il secondo elemento per orientarci è la vetustà dell'immobile. Uno dice, mamma mia, è un edificio del 1500, per forza non è antisismico. Benissimo, terremoto dell'Aquila. Quella è una casa costruita tra il 95 e il 2000. Slide successiva. Vedete i due edifici sono uguali. Quello nello sfondo, vedete che ci sono 2 piani, dammi. Questo qui, 1, 2. Questo è un edificio degli anni 90, qui non c'è più il piano. È crollato, diciamo, su se stesso. E quindi la vetustà degli edifici va compendiata con un'analisi dei parametri propri dell'edificio, anche per vedere se all'epoca della costruzione questo ha rispettato le norme. Vai avanti. Questa è la tua zona, Emilia-Romagna, è lo studio fatto dalla Protezione Civile insieme all'Are Luis. Anche qui voi eravate una zona 4, giusto? Mi ricordo che sono andato dai colleghi architetti e mi dicevano che loro nel 2003, nel 2004, nel 2005, cioè a cavallo già della, diciamo, entrata in vigore della 3274 con la mappatura, edificavano però ancora come se gli edifici non avessero niente a che fare col terremoto. E alcuni disastri sono successi per questioni anche banali. Lì la trave, praticamente in quel caso per insufficienza del collegamento, insufficienza perché non è stato progettato in modo ottimale, ma abbiamo dei casi anche qui nel Veneto che ho visionato io, in cui diciamo l'appoggio trave-pilastro non c'è, ovviamente c'è, quando arriva lo spostamento dovuto all'onda sismica, succede il disastro perché la trave crolla. E per, diciamo, criteri progettuali che forse erano anche poco costosi, purtroppo per averli sottovalutati si incorre nel disastro. Avanti, grazie. Poi c'è un altro segnale che possiamo avere sotto controllo. Questo per esempio è un edificio del centro Italia che ho visionato, non si vede bene, le ho segnate in rosso, ma ci sono emerse alcune fessurazioni, sono proprio fratture a seguito dell'ultimo terremoto, e queste fratture si vedono bene dall'esterno, sono preoccupanti perché se uno va all'interno del fabbricato, quindi la foto di destra, lì vediamo la tenda della finestra, della porta finestra vista dall'interno, si vede poco, ma vi garantisco che lì, diciamo, si legge la stessa fessura che c'è all'esterno, naturalmente specchiata, vuol dire che il muro è fratturato. Avanti, grazie. E obiettivo dell'intervento è un altro parametro che dobbiamo avere ben presente quando vogliamo intervenire nei nostri fabbricati. Cioè, cosa vogliamo fare di questo fabbricato? Vogliamo che rimanga intatto dopo l'evento sismico? È una questione. Vogliamo che dopo che il fabbricato, la costruzione ci dia il tempo di scappare e metterci in salvo? Tanto forse succederà una volta nella vita, ma è bene che quando l'evento accade ci sia la possibilità di mettere la vita in salvo. Bene, se vogliamo perseguire questo obiettivo è una questione diversa rispetto al fatto di preservare il bene intatto anche dopo l'evento sismico più pericoloso atteso. Quindi, e questo compendia invece con i costi, perché l'obiettivo al quale ci vogliamo riferire avrà costo differenziato. Ci sono delle metodologie
che ci orientano in questo senso. Quindi l'obiettivo del nostro intervento antisismico da perseguire col sisma bonus, con i finanziamenti, le detrazioni fiscali, tutto quello che volete voi, dovete valutarlo bene come committenti, sia che siate dei privati cittadini, sia che siate sindaci, amministratori di enti pubblici, dovete compendiarlo bene con i vostri progettisti per tarare l'obiettivo e tararlo in termini di costi-benefici, altrimenti si rientra in quello che diceva il collega ingegnere che mi ha preceduto, che diciamo l'intervento ha un costo superiore a quello di ricostruzione e magari non vale la pena perseguire un risultato di miglioramento, adeguamento o in questi termini. Avanti, grazie. Avanti, grazie. Avanti, grazie. Tecniche di intervento. Abbiamo detto più o meno invasive. Adesso lascio decidere a ciascuno di voi se questo intervento con intelaiatura interna in acciaio sia più o meno invasivo. Ognuno risponderà in funzione di quello che ho detto prima, cioè di che significato ha per lui la poca invasività. È un opificio per il quale forse non è bene fermare la produzione? Ognuno darà una sua risposta. Avanti, prego. Avanti. Oggi ci sono tecniche di intervento meno invasive per migliorare le condizioni statiche dei nostri fabbricati. Segnalo in questa occasione tecniche di intervento che possono essere eseguite quando magari stiamo facendo dei lavori per altri motivi in casa nostra, magari dobbiamo togliere l'intonaco e si può intervenire con sistemi di questo tipo che sono delle reti in fibra di carbonio e basalto, comunque diciamo materiali testati e specifici per interventi antisismici che possono essere applicati ai nostri fabbricati e magari sono interventi ritenuti poco invasivi perché dovevamo già fare un lavoro di rintonacatura. Avanti. Questi interventi addirittura, come vediamo nella slide sotto, vanno anche in caso di bene tutelato. Vediamo qui una muratura in pietra non sbozzata a faccia vista. Ecco, sono studiati anche per essere, in alto la foto là a destra, per essere nascosti nelle connessure della muratura. Quindi sono interventi fatti con rete e poi betoncini di tipo speciale. Avanti. Sempre con le stesse tipologie di intervento, per evitare ribaltamenti di parete e l'inserimento di catene metalliche, come li vediamo in basso a sinistra, possiamo intervenire con la stessa tipologia e l'intervento di questa catena fatta con una rete in fibra rimarrà sotto l'intonaco. Avanti. Dello stesso tipo sono questi interventi che possono essere effettuati su elementi in calcestruzzo armato. In questo caso si sta intervenendo su una trave, sempre con fasciature di quel tipo che abbiamo già visto. Avanti. Questo invece è un intervento che ho eseguito in un bene tutelato, forse non si vede molto bene, è un intervento in copertura. Comunque qui la sovrintendenza ha dato delle disposizioni particolari di reversibilità di materiali eccetera e sostanzialmente è stato studiato una tralicciatura di controventamento sismico fatta in legno, è completamente reversibile. Andava in copertura a diciamo, controventare un sistema di setti murari in muratura. Avanti. Questi sono interventi che possono essere fatti sugli edifici industriali che manifestano quelle carenze progettuali che abbiamo visto prima, cioè sono interventi fatti con staffature metalliche che creano il collegamento più resistente tra le travi e le colonne in modo da evitare la perdita dell'appoggio durante l'evento sismico. Avanti. Questi sono interventi sulle tamponature, cioè sui pannelli di tamponamento degli edifici industriali. Li vedete lì a destra, sono cascati tutti. A sinistra c'è il sistema di collegamento di queste tamponature, praticamente un martelletto messo in un inserto del pannello murario. Non è stata fatta la manutenzione, l'evento sismico lo ha completamente staccato. Anche qui è un intervento poco invasivo, forse per un edificio industriale, e anche magari poco costoso,
in modo che siano evitati danni di quel tipo là. Avanti. Poi con il sisma bonus, con il metodo semplificato, sono consentiti anche interventi di tipo secondario, cioè su elementi non strutturali. Allora in questo caso, e che quindi sono finanziati, il metodo di calcolo è semplificato, quindi poco costoso, e sono interventi poco invasivi perché riguardano elementi di finitura, che ne so, canne fumarie, balaustre, elementi particolari che con l'effetto sismico possono crollare. Avanti, vi ringrazio e buona serata. Ringrazio l'architetto Boscolo Bielo per il rispetto dei termini. Do la parola adesso all'ingegner Marinelli che affronterà il tema del rapporto tra sisma bonus ed eco bonus, una rivoluzione culturale al servizio della sicurezza, ipotesi di costo di intervento. L'ingegner Marinelli ha ritenuto tra l'altro di cogliere l'occasione della presenza nella nostra provincia dell'ingegner Luca Biondi, specialista in interventi antisismici e consulente della CNA di Pistoia, per coinvolgerlo in questo contributo a due, anche se ovviamente ricordo che i tempi a loro assegnati rimangono i medesimi e non vengono moltiplicati per due. Grazie. Buonasera, e raddoppieremo sicuramente i tempi. C'è un contasecondi velocissimo. No, io vorrei riportare un attimino l'attenzione ad alcuni aspetti. Perché rivoluzione culturale? Finora noi siamo stati un po' anche ossessionati dagli aspetti energetici. Sembrava che la cosa più importante fosse riqualificare i nostri edifici dal punto di vista energetico, convegni, interventi e così via. Io spesso da tecnico mi chiedevo, e ho lavorato tanto nell'efficientamento energetico e ci credo moltissimo, va fatto, ma che senso ha intervenire anche con costi altissimi su un edificio che magari alla prima scossa viene giù? Per la prima volta, attraverso il dispositivo del sisma bonus, finalmente si dice interveniamo sia sull'aspetto della messa in sicurezza delle persone e poi degli edifici, ma contemporaneamente facciamo anche un adeguamento energetico e, come la relatrice che ci ha preceduto ha evidenziato, è possibile anche sommare con delle premialità addirittura superiori. E questo credo che sia un atteggiamento che deve da ora in poi andare avanti. L'edificio è un organismo, bisogna intervenire in maniera complessiva. E questo il normatore oramai lo deve acquisire come criterio, e credo che noi tecnici è chiaro che è più interessante ed è più premiante lavorare sull'organismo nel suo complesso. Altra cosa importante è quello che potrà succedere. Sappiamo che il sisma bonus per ora è come l'ecobonus fissato fino al 2021, i nostri edifici avranno vita successiva. Bene, dopo quello che è successo in Italia, per la prima volta Del Rio dice come si fa una certificazione energetica, introduciamo una certificazione sismica degli edifici. Perché io cittadino posso essere interessato ad acquistare un immobile perché ho un'efficienza energetica alta, potrò anche essere interessato a sapere se compro un immobile che resta in piedi. Ora voi provate a pensare, Del Rio, diciamo anche la commissione camerale che ha seguito questa cosa, comincia a parlarne. Finora gli interventi per poter mettere in sicurezza sismica gli edifici godono di un incentivo fiscale decisamente importante, fino all'85%, ma se succede quello che è già successo a Milano è stato introdotto il certificato di idoneità statica. Tutti gli edifici, già per regolamento edilizio dal 2016, tutti gli edifici che hanno più di 50 anni devono essere dotati di un certificato di idoneità statica. Se non ce l'hanno, il Comune gli toglie l'agibilità, l'abitabilità. E quindi provate a capire l'opportunità che oggi si ha di poter intervenire sugli edifici per poterli mettere in sicurezza sismica,
in qualità energetica con un quantitativo di incentivo decisamente importante. E cosa succederà se dopo il 2020-2021 sarò obbligato a fare questi interventi, ma senza incentivi? E saranno problemi per le nostre tasche. E io qui mi fermo, penso di essere stato bravo, e do la parola al collega Luca Biondi, che entrerà nel merito, perché noi si parla 85, 65, 75, ma avere anche dei riferimenti di costo, l'85% di che cosa? Perché se sono 10.000 euro forse lo posso fare, se sono 100.000 euro è un'altra roba, quindi dare a voi degli elementi di valutazione con tutte le precisazioni del caso credo che sia importante. Grazie. Teutonico l'ingegnere Marinelli, la parola all'ingegnere Biondi che non si fa intimorire comunque dall'orologio che ha di fronte, ma che scandisce il tempo. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, vediamo rapidamente alcune applicazioni su edifici in cemento armato. Allora, è necessaria una premessa. Siccome sono tanti gli aspetti che influiscono su interventi di miglioramento o adeguamento a una zona sismica, non è che esiste una risposta univoca. Io spesso faccio il parallelo fra l'ingegneria sismica applicata alle strutture e la medicina. Se si vedono gli edifici esistenti come pazienti, diciamo che ogni paziente ha bisogno della propria terapia, quindi ha bisogno di una diagnosi corretta in funzione di quella che è la propria situazione di salute e ha bisogno di decisioni conseguenti per raggiungere l'obiettivo scelto, che può essere un miglioramento o adeguamento, come è stato detto anche in precedenza. In questo caso ho fatto degli esempi collocati sul territorio veneto e desunti su interventi che ho già fatto in fase di realizzazione in Toscana, per questo sono riuscito a mettere su carta dei numeri, perché se no non è così semplice. Sulla sinistra si vedono le categorie. Qui sulla sinistra si vedono le categorie che diceva prima il collega, in funzione di quelle che sono le classificazioni previste dal decreto del 2017. Allora, questo è un edificio produttivo, in cemento armato prefabbricato, poi ho evidenziato il maggio dell'82 perché qua in Veneto, come in altre parti d'Italia, ha costituito un po' lo spartiacque per la determinazione di nuove zone sismiche. E ho ipotizzato fosse in zona sismica 3, tipo quella che è Treviso, Vicenza o Verona. Allora, in questo caso, la situazione di partenza, presumendo che l'edificio sia realizzato come normalmente sono stati realizzati gli edifici industriali in queste zone, cioè senza collegamenti sismici, l'edificio chiaramente ha classi di partenza molto basse. Si può procedere o a un miglioramento, e questo si può fare, per esempio, disponendo opportuni collegamenti, come diceva prima il collega, tra gli elementi strutturali orizzontali e verticali. E questo è un intervento che di solito garantisce il salto di almeno una classe, quindi si arriva almeno al 70% della finanziabilità, ed è relativamente economico, perché grosso modo io ho visto che incide per circa 8-10 euro a metro quadro. Più complicato è se si vuole arrivare all'adeguamento. Un'altra premessa è che tutto questo riguarda la vita di quello che c'è dalle fondazioni in su, perché tutto quello che può accadere sotto il livello fondale è un argomento da trattare a parte. Per esempio, il terremoto dell'Emilia ha messo in evidenza il fenomeno della liquefazione del terreno. Quindi se ci sono zone soggette a questo tipo di fenomeno, queste cifre cambiano o possono cambiare in maniera anche sensibile. In questo caso si prescinde dalle caratteristiche del terreno. Si suppone che il terreno sia buono, quindi ci dia una mano.
Nel caso l'obiettivo finale sia arrivare all'adeguamento, è chiaro che oltre a intervenire sui collegamenti, sicuramente si dovrà intervenire sul consolidamento dei pilastri, perché sicuramente le armature pensate per i pilastri in un'epoca in cui il territorio non era classificato come sismico non sono sufficienti ad arrivare all'adeguamento alle norme attuali. Consolidamento dei pilastri e il consolidamento delle fondazioni, perché una necessità, soprattutto in edifici di questo tipo con interassi molto ampi, ma in generale in tutti gli edifici, è determinare un collegamento orizzontale fra le fondazioni per evitare problemi di allontanamento o avvicinamento dei pilastri che potrebbero incrementare le sollecitazioni e quindi le armature necessarie alla base degli elementi verticali. Quindi sommando i valori che si desumono dall'intervento sui collegamenti, sui pilastri e sulle fondazioni, si ottiene comunque un valore. Questo è un edificio di circa 3.000 metri quadri. È chiaro che se l'edificio ha una superficie maggiore, queste cifre aumentano e qui sta un po' il limite di quello che prevede ora la norma, cioè 96.000 euro a seconda di quello che si vuol fare, soprattutto legato alle superfici, può essere un limite non secondario. E questo è quello che può accadere nel caso si intervenga su un edificio con l'attuale zona sismica 3. Se intervenissimo su un edificio in zona sismica 2, come ora per esempio Vittorio Veneto, le cose possono cambiare perché chiaramente se l'edificio è antecedente al maggio dell'82, l'accelerazione di picco attesa con le percentuali di probabilità dette in precedenza per il comune di Vittorio Veneto è diversa da quella per un comune tipo Treviso, per cui probabilmente le armature necessarie, per i collegamenti non cambia molto, può cambiare per quello che riguarda il consolidamento dei pilastri e delle fondazioni. Se poi uno volesse valutare cosa succede o quanto può costare consolidare un edificio già pensato per sopportare azioni di tipo sismico, perché successivo al maggio dell'82, però non adeguato alle norme attuali, può fare la prova, si vede che comunque si parte da categorie già superiori e già buone, e in questo caso intervenire non si parla neanche di miglioramento, se si interviene si va direttamente all'adeguamento. Qui ho eliminato il consolidamento delle fondazioni perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, i collegamenti orizzontali tra le varie tipologie fondali già ci sono, probabilmente si dovrà intervenire sui pilastri e sui collegamenti perché le azioni previste dalla norma antecedente all'NTC del 2008 erano inferiori a quelle previste ora. E questo è quello che si può prevedere per interventi su edifici di tipo produttivo. Ho fatto delle simulazioni anche per quello che riguarda gli edifici di tipo residenziale, dove a mio avviso le cose sono molto più delicate, perché di solito se intervenire su un luogo di lavoro, tutto sommato, che si intervenga in un modo o in un altro, è invasivo in misura giusta, quando si parla di palazzine o palazzi abitati la cosa è completamente diversa. Una tecnica che può dare una grossa mano è quella di prevedere, qualora sia possibile, l'introduzione dentro il corpo dell'edificio di isolatori o smorzatori, cioè di apparecchiature tecnologicamente avanzate che riescano a smorzare gli effetti del sisma sulla struttura. Da una parte, come dire, generare sulla struttura superiore agli isolatori un'accelerazione molto più bassa di quella che sollecita il terreno, e dall'altra, nel caso di introduzione di dissipatori,
proprio di assorbimento dell'energia. Tutto questo ovviamente presuppone un progetto che è un po' diverso da quello che abbiamo affrontato fino ad oggi, perché utilizza tecnologie avanzate con comportamenti non così immediati da comprendere. Sicuramente però queste qui sono tecnologie che possono dare una grossa mano per intervenire su palazzine abitate, perché con condizioni al contorno opportune, per esempio l'esistenza di un piano interrato o l'esistenza a piano terra di garage anziché abitazioni, si può intervenire senza dare grossa noia a chi continua a abitare all'interno dell'edificio. Anche in questo caso ho fatto un esempio tra una palazzina antecedente al maggio dell'82 e un'altra successiva. Allora, in questo caso io mi sono fermato all'ipotesi di miglioramento, che comunque comporterebbe una finanziabilità fino all'80%. È chiaro che per riuscire a fare l'analisi soddisfacente e completa di edifici di questo tipo bisogna avere una conoscenza buona di quella che è la struttura e di quelle che sono le armature all'interno degli elementi. L'applicazione, e io ho fatto questi esempi ipotizzando l'applicazione di questi elementi. L'effetto di questi elementi, questi T che si vedono, sono i periodi proprio di vibrazione degli edifici. Il primo senza isolatori è 0,9 secondi e quello con gli isolatori è 2 secondi e 1. Cosa significa questo? Questo significa che il periodo proprio racconta come vibra la struttura se soggetta ad azioni sismiche. Allungare il periodo proprio di vibrazione significa riuscire a portare la struttura soprastante gli isolatori in una parte dell'andamento delle accelerazioni che può essere anche 3 volte inferiore rispetto a quelle di picco. È chiaro che se io ho un edificio che è stato pensato per le azioni orizzontali legate al vento, le armature negli elementi verticali e orizzontali saranno conseguenti e quindi sicuramente insufficienti per quello che riguarda la capacità di risposta rispetto al sisma. Questo però, utilizzando opportuni apparecchi al di sotto, consente di migliorare molto la vita con una spesa che tutto sommato è contenuta. Ora io qui ho ipotizzato 9 unità, più o meno 3 per ogni piano del fabbricato. Per cui alla fine, al rimborso avvenuto, il costo per unità sarebbe inferiore ai 10.000 euro. Se la palazzina fosse a 6 piani anziché a 3, il costo complessivo cambierebbe di poco, perché cambia poco il costo. È chiaro che aumenta un po' il costo degli isolatori, ma non è che raddoppia, cambia del 10-20% al massimo. E quindi aumentando le unità all'interno della palazzina si abbatte anche quello che sarebbe il carico destinato alla singola unità. Nel caso di intervento proprio al massimo del virtuosismo su palazzine già pensate per un certo grado di sismicità, si va incontro molto probabilmente a un beneficio minore. Ora è rimasta l'aliquota dell'80%, ma in realtà è 70%, perché 80% sì, anche qui è miglioramento, è adeguamento dico. Si parte da un edificio leggermente migliore, ma le classi che si possono superare sono almeno di 2, in questo caso sono addirittura di 4, e quindi si arriva comunque all'80% di finanziabilità. Ingegnere, se può cortesemente... Ci sono. La differenza nei due casi è, nel caso di intervento successivo al maggio dell'82 si va incontro a una spesa plausibilmente minore, perché nel caso si intervenga con gli isolatori occorre creare, laddove non ci sia, una sottostruttura. Siccome i collegamenti tra le fondazioni non erano così usuali
prima dell'82, perché una palazzina poteva essere realizzata su travi rovesce, ma poteva essere realizzata anche su plinti. L'assenza di una sottostruttura di collegamento ovviamente impone il realizzarla. Il collegamento esiste sicuramente per edifici successivi all'82 e quindi si può andare incontro a spese minori. In questo caso, ovviamente, l'incidenza per ogni unità praticamente si dimezza rispetto alla precedente. Grazie. Grazie. In sede di adozione degli strumenti urbanistici, i comuni devono preliminarmente predisporre un'indagine sismica del territorio. L'amministrazione comunale di Vittorio Veneto si è resa disponibile a farci illustrare il proprio piano di microzonazione sismica, indicando come relatore il geologo consulente del comune che ha elaborato il piano, che ha concorso all'elaborazione del piano, il dottor Filippo Baratto, cui cedo la parola. Allora, buonasera, giro le spalle. Come premesso, io ho redatto lo studio di microzonazione per conto del Comune di livello 1 e 2, e è uno studio che caratterizza e mappa il territorio comunale per capire quali sono le zone più sensibili o meno sensibili nell'evento sismico. Molte cose sono state già dette precedentemente, quindi passo velocemente alla fase delle slide riguardanti la microzonazione e non tanto la tettonica, faglie e altre cose che già conoscete. Queste le riprenderemo poi quando parliamo della microzonazione di secondo livello. La microzonazione sismica nasce da un documento soprattutto redatto dal Dipartimento di Protezione Civile nel 2008 in concertazione con le regioni e le province autonome, che stabilisce che ogni ente locale deve adeguarsi dal punto di vista del rischio sismico, ma sono alto, deve adeguarsi valutando qual è la tipologia e la quantità del rischio sismico nel proprio territorio, per applicarlo poi a quelle che sono le pianificazioni urbanistiche o di emergenza o della stessa progettazione puntuale. Quindi da questi indirizzi Vittorio Veneto ha tratto vantaggio acquisendo il finanziamento che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio 171-2014 ha finanziato gli studi di microzonazione di primo livello non solo per Vittorio ma per tutto lo Stato italiano. La Regione con le DGR 1896 e 598 ha acquisito questa ordinanza e ha poi a sua volta nel 2015 redatto delle linee guida che mi permettono di produrre lo studio di microzonazione nei vari livelli che andremo adesso ad analizzare. Assieme alla microzonazione sismica il Dipartimento ha imposto, anche se non sarebbe molto coerente con la microzonazione sismica, ma comunque uno studio di valutazione delle condizioni limite di emergenza, questo per facilitare quelle che possono essere le funzioni degli operatori di protezione civile locale ma anche nazionale o regionale quando eventualmente dovesse succedere un sisma. Queste sono condizioni che devono mantenere la funzionalità minima in modo da poter operare. Arrivando invece alla microzonazione sismica, che cosa significa? Significa mappare, zonizzare, suddividere il territorio in funzione della risposta sismica che ogni zona può dare quando succede un terremoto. Questo permette poi di applicarlo nella pianificazione urbanistica e come dicevo anche di trarre dei vantaggi nelle condizioni di emergenza, perché come dirò alla fine capire se una zona è più o meno sensibile significa anche mettere le cosiddette
casette temporanee di chi è stato toccato dal sisma nei territori che sono potenzialmente meno sensibili nel caso succedesse lo sciame sismico si prolungasse. Detto ciò, passiamo a quella che è l'effettiva microzonazione sismica, che si divide in 3 livelli. Il primo livello è di tipo qualitativo e riguarda una rivisitazione di quelle che sono le informazioni che già abbiamo, quindi cartografie, indagini pregresse, condizioni geologiche, geomorfologiche e quant'altro che sono già conosciute o quantomeno presenti come pubblicistica o come lavori di pianificazione all'interno del comune. E il primo livello è obbligatorio per le fasi di pianificazione PAT, piano di assetto del territorio. Il secondo livello invece è un livello leggermente più qualitativo, meno qualitativo, cioè è un semi-quantitativo, nel senso che si vanno a fare delle indagini specifiche nelle zone che sono risultate dal primo livello stabili ma amplificabili, cioè suscettibili comunque a un evento sismico, e si dà un valore poi, che vedremo poi cosa significa, si dà un valore e si rimappa quelle che erano le zone definite in quel primo livello, quantificandole con un numero. Il terzo livello invece è quello più legato all'aspetto progettuale dell'intervento, oppure a edifici che possono essere di elevato interesse pubblico, oppure per le zone che nel primo e secondo livello sono state in qualche modo classificate instabili. Una zona suscettibile a liquefazione non sarà studiata al secondo livello, ma dovrà essere studiata nel terzo livello, per esempio. Lascio stare la pericolosità sismica perché l'ingegnere Stefano ne ha già parlato prima, mi concentrerei soprattutto sulla pericolosità sismica di tipo locale, perché è quella che fa un po' da supporto poi agli studi che sono stati fatti per la microzonazione. Sappiamo bene che se noi ci troviamo al di sopra, nell'epicentro diciamo, di un terremoto, potremmo avere dei dati importanti, dei dati importanti che diminuiscono man mano che ci si allontana. Però se restiamo sempre nello stesso mezzo, cioè nello stesso substrato, in questo caso nella stessa roccia, dovesse esserci un cambiamento, cioè passiamo da roccia a terreno ad esempio, ecco che gli effetti, i danni ritornano ad essere importanti, e questo è evidenziato anche dall'ampiezza del sismogramma che si verifica a livello del substrato rispetto al sismogramma che possiamo registrare a livello topografico superficiale. Questo cosa significa? Che analizzare quelli che sono gli effetti locali di un terremoto ci permette di capire poi come dobbiamo intervenire e come dobbiamo zonizzare il nostro territorio. L'evento sismico che può accadere, ed è evidenziato qui, può avere risposte in superficie diverse a seconda che ci troviamo ad esempio su un versante tipo questo o in cima a una cresta collinare. Lo stesso effetto di amplificazione può essere se siamo nel fondovalle, penso da Serravalle fino al Fadalto, e andiamo a costruire sul fondovalle. Ci possono essere degli effetti di amplificazione perché la nostra valle è contenuta, è un catino, e quindi ci possono essere degli effetti di bordo. Se a questi aggiungiamo altri aspetti fisici come la presenza d'acqua o la scarsa densità dei terreni, possono verificarsi dei fenomeni di instabilità tipo liquefazione o tipo addensamento. Se siamo in versante ci possono essere delle frane innescate proprio dall'evento sismico. Conoscere la tipologia di risposta di quel sito che noi stiamo analizzando, e non più quindi a livello regionale ma a livello comunale, significa anche riuscire a studiarli con tipologie di analisi che possono essere mono o o tridimensionale, per arrivare a delle definizioni di risposta sismica
sufficienti a garantirci che il nostro studio ci permette di essere sicuri di quello che abbiamo fatto. Allora, quali sono le criticità derivanti da un sisma per il territorio di Vittorio Veneto? L'abbiamo detto prima, è stato detto prima, uno è il fenomeno della liquefazione. Vittorio Veneto fortunatamente ha una falda abbastanza profonda, sicuramente al di sotto dei 15 metri normativi, anche se questo è un limite che può essere accettato o meno, comunque al di sotto dei 15 metri, e quindi se ci sono effetti di liquefazione sono concentrati nel perimetro meridionale del comune. Sappiamo che la liquefazione è legata alla diminuzione delle resistenze di taglio dei terreni, che sono terreni tipo sabbioso-limosi in falda, cioè al di sotto della mia tavola d'acqua freatica, e che quindi possono innescare sia l'addensamento e la ricomposizione dei granelli di sabbia o di ghiaia, con un conseguente addensamento, ma anche un aumento delle pressioni neutre e quindi la fuoriuscita di acqua in superficie, e questo è stato molto evidente in occasione del terremoto del 2012. Si è cominciato a parlare di liquefazione in maniera abbastanza generale proprio da quell'evento. Prima era una cosa che si studiava, ma insomma nessuno la prendeva in considerazione. Questi sono gli effetti che una liquefazione può dare, praticamente rendono inagibili gli edifici oppure le infrastrutture. L'altro effetto locale legato a un possibile evento sismico sono i dissesti cosiddetti sismo indotti, cioè sono quelle frane che il terremoto rimobilizza e magari erano in maniera semi-equilibrio, ma comunque erano stabili, e con il terremoto vengono rimessi in moto e mi possono creare effettivamente dei danni nella popolazione e nei paesi. Questo è un esempio in El Salvador, in occasione del terremoto del 2001, mi sembra con magnitudo 7.6, ma ne abbiamo avuto esempi anche in occasione del terremoto del centro Italia nel 2016. Questi. Quello che però interessa di più il territorio di Vittorio Veneto è soprattutto il centro storico, perché sarà una casistica, ma ormai di microzonazione ne abbiamo fatte parecchie, e abbiamo visto che molto spesso, mi viene in mente adesso Marostica per dire, molto spesso i centri storici, quindi dal punto di vista strutturale, e qui lascio la parola agli ingegneri, sono più deboli, cadono chissà perché in questi disturbi, in queste faglie definite attive e capaci. Sono quei disturbi, quelle fratture che studi a livello di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o di istituti universitari definiscono come faglie che si sono mobilitate negli ultimi 40.000 anni e che hanno la possibilità di arrivare in superficie. Porto degli esempi, questa è una, questa è un'altra. Queste sono abbastanza complicate da studiare ma anche da risolvere, e infatti qui è necessario il terzo livello, ed è l'unico livello che mi può permettere di ridurre quello che la normativa mi obbliga a definire come fasce di vincolo a cavallo della mia frattura, che è una fascia inizialmente di 400 metri, e ridurla fino anche a 30 metri o al massimo anche, se non siamo proprio precisissimi, a 100 metri. E questo facilita molto la pianificazione, perché essere limitati a costruire o a pianificare o a sviluppare quelle che possono essere le zone possibili di espansione urbanistica ha un peso anche economico per l'amministrazione comunale. Allora, per Vittorio Veneto abbiamo detto è stato redatto lo studio di microzonazione di primo e secondo livello e anche della CLEC, che non tratteremo stasera perché è più legata alla protezione civile.
Il primo livello è una fase di tipo, abbiamo detto, qualitativo e parte da quello che c'è già in essere, quindi siamo partiti acquisendo tutte le informazioni possibili, partendo dalle indagini pregresse, facendone di nuove e reinterpretandole poi in chiave sismica. Come abbiamo reinterpretato anche tutte le informazioni di tipo geologico presenti sia in comune che negli enti sovracomunali. Parlo del vecchio PRG piuttosto che del PAT, piuttosto che delle cartografie nazionali o provinciali. Però anche qui, rivisitando quelle che sono le componenti prettamente geologiche o litologiche in chiave sismica, cioè accorpando se è necessario o dividendo se è necessario i terreni in funzione della loro risposta sismica, perché lo stesso calcareo o lo stesso marna può avere comportamenti diversi a seconda se è più o meno fratturata. E questo ci ha portato a definire la carta geologico-tecnica che fa da funzione di base per quella che sarà poi la carta finale del primo livello, che è la cosiddetta MOPS, cioè la carta in prospettiva sismica delle zone omogenee. Per fare questa carta abbiamo valutato tutta una serie di elementi creando delle zone che devono essere classificate secondo normativa in zone stabili e non suscettibili di amplificazione, stabili ma amplificabili o instabili. Allora, il primo punto, zone stabili e non amplificabili. Cortesemente. Sì, vado via veloce. Il primo punto, non esiste né a Vittorio Veneto né in Italia, perché le qualità dei terreni non sono quelle del nord Europa. Ci siamo concentrati soprattutto sul punto 2, che è quello che caratterizza Vittorio Veneto, il quale può dare origine ad amplificazione per motivi litologici o per motivi sono un po' di tempo, o per motivi topografici. Abbiamo poi classificato, ma solo in maniera molto veloce, quelle che sono le zone instabili, cioè le zone sensibili alla liquefazione piuttosto che zone franose, eccetera, eccetera, perché questo viene demandato al terzo livello di studio. Il prodotto finale è la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, detta anche MOPS, la quale mi suddivide il territorio in zone che hanno la stessa tipologia di risposta in caso di sisma. Allora, mentre i colori verdini o giallini nella parte nord sono aree stabili ma amplificabili, a parte qualche zona che è già instabile per conto suo, quello che salta agli occhi sono queste fasce rosate che sono legate appunto alle fratture che dicevo prima. Evidenzio questa, che è una zona a sud del lago d'Arestello, dove si vedono, eccolo qua, in maniera un po' più precisa, le superfici, le fasce larghe 400 metri a cavallo dei miei disturbi. E qui finisce il primo livello. Il secondo livello invece si tratta, come abbiamo detto, di riprendere in mano quello che è scaturito dal primo livello e quantificarlo dando un numero. Prima abbiamo parlato di amplificazione topografica o morfologica. Io devo proprio chiederle, perché sono trascorsi i termini, siamo in fortissimo ritardo, mi scuso, ma... Praticamente abbiamo dato dei numeri a quelle che sono le condizioni morfologiche e litografiche, arrivando a quelli che sono i fattori di amplificazione, cioè di quanto si amplifica il mio terremoto arrivando in superficie in funzione delle condizioni sismiche del sito, e quindi definendo quella che è la carta di microzonazione sismica vera e propria, che viene redatta soltanto per le zone edificate, perché questo dice la norma, edificata o edificabile. Abbiamo trascurato quelle che sono le zone instabili, e questo è un esempio che riguarda parte del centro storico di Vittorio, in cui si vedono delle zone che sono... Devo proprio interromperla, mi scusi perché... Mi scusi. Dove si vede appunto che ci sono delle zone meno amplificabili di altre, con i colori rossastri. Direi basta, perché si è finito il tempo. Ringrazio il dottor Marato. Passiamo alla
la terza parte della serata, che è quella dedicata agli aspetti finanziari. Mentre il relatore si prepara, io volevo solo ringraziare coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. In primo luogo il dottor Giulio Anibaldi della Direzione Regionale di Intesa San Paolo, i due professionisti vittoriesi, l'architetto Alberto Zanon e l'ingegner Silvano Tocchet, che hanno assicurato il collegamento con i rispettivi ordini professionali. E i giovani del gruppo organizzatore, il dottor Michele Brun e l'architetto Caterina Terrazzani, responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA provinciale, il cui apporto è stato determinante sia prima dell'evento che nel corso della serata. La parola adesso al dottor Massimo Teruzzi, direttore area retail della Direzione Regionale di Intesa San Paolo, che illustrerà i finanziamenti e le soluzioni a supporto della realizzazione di interventi antisismici e di valorizzazione immobiliare. Buonasera a tutti. In fondo questa sera abbiamo parlato di sistemi per garantire, per tutelare il nostro patrimonio, no? I nostri investimenti, patrimoni personali, patrimoni aziendali. Cassa di risparmio del Veneto e Intesa San Paolo hanno da sempre questo scopo, no? Cioè salvaguardare il patrimonio delle famiglie, salvaguardare il patrimonio, gli investimenti aziendali, gli investimenti personali. Qui compreso anche tutti quello che ci siamo detti prima, no? Salvaguardia degli immobili, ma anche la riqualificazione energetica, no? La legge di bilancio ci dà questa opportunità. Abbiamo sentito prima tutti i vantaggi fiscali da poter sfruttare in questo modo. Intesa San Paolo offre, al di là dei soliti dei finanziamenti, anche un servizio di valorizzazione immobiliare. La valorizzazione immobiliare che attraverso l'identificazione di soluzioni, individuazione di bisogni della clientela in ottica di valorizzazione e protezione, offre dell'analisi sul costo stimato, risparmio fiscale, il tempo di recupero del costo dell'investimento e ipotesi di risparmio fiscale per la ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili elettrodomestici grazie ai vantaggi fiscali, no? Le esigenze e alla fine per arrivare a trovare la formula di finanziamento adeguata che sia sotto forma di prestiti, che sotto forma di mutui, che sia sostenibile, che non metta in crisi famiglie, che non metta in crisi aziende. E questo è lo scopo più importante. Torno indietro perché prima si parlava anche di risparmio energetico, di attività. Intesa San Paolo da questo punto di vista ha un piano che fin dal 2009 si è avviato, perché vogliamo essere testimoni di un'attività fatta su noi stessi, no? Per riqualificare, in termini di sostenibilità ambientale. E dal 2009 al 2016 le nostre emissioni di CO2 sono diminuite del 55%. Sono stati fatti dei grandi investimenti come monitoraggio dei consumi, installazione di sistemi di domotica, sostituzione di caldaie, utilizzo di illuminazione a LED e best practice. Il grattacielo Intesa San Paolo di Torino ha ricevuto nel 2015 il massimo livello di certificazione ambientale. Andiamo qui vicino a casa nostra, a Venezia Marghera c'è una filiale chiamata ad energia quasi zero, nel senso che grazie alle energie rinnovabili è quasi del tutto autosufficiente. Noi ci crediamo e fare questo tipo di attività per recuperare, per efficientare, unire gli aspetti di salvaguardia del patrimonio immobiliare e anche l'aspetto energetico, ci teniamo e crediamo che sia molto importante questo. Come farlo? Le alternative di finanziamento sono molte. Il mutuo app è un esempio di finanziamento che consente di essere finanziati per la parte dell'acquisto e avere un 10% da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi per
per eventuali spese impreviste che si possono verificare. Aggiungo il mutuo giovani che consente di avere un preammortamento fino ad un massimo di 10 anni dove si pagano solo gli interessi e poi successivamente si paga il capitale con gli interessi, oppure per tutti gli altri fino a 12 mesi di preammortamento, perché sappiamo che si ipotizza una spesa e poi si sfora. Altre due cose fondamentali per i mutui privati: la possibilità una volta nella vita di decidere, la vita del mutuo, di decidere se poter allungare la durata o accorciarla di massimo 10 anni. Altra seconda cosa, la possibilità dopo i primi 2 anni di ammortamento di sospendere le rate del mutuo per 6 mesi, senza ovviamente contrattualmente pattuito, e dopo altri 6 mesi di regolare pagamento sospendere un'altra volta, per 3 volte nell'arco della vita. Questo nell'arco della vita può capitare di avere degli imprevisti, di avere delle spese improvvise, e questo ci teniamo che possa essere una possibilità per sostenere più agevolmente i mutui, le rate da sostenere. Finanziamenti privati sisma bonus. Abbiamo creato un importo finanziabile fino a 75.000 per i privati e fino al 100% degli investimenti, durata massima di 60 mesi, con documentazione richiesta la più semplice possibile, ma ovviamente con delle parti tecniche, ovviamente. Preventivo di spesa, la diagnosi sismica e i pagamenti effettuati e canalizzati attraverso di noi. Le condizioni: 50% delle spese istruttoria, un tasso fisso fino ai 50.000 e un tasso variabile dai 50 ai 70.000, disponibilità invece di tutti e due dal 50 ai 70. Condizioni aggiornate mensilmente in funzione dell'andamento dei mercati, e per i privati attualmente 5,40 con rata mensile 572 euro e spese istruttorie 225 euro. Finanziamento alle aziende. Finanziamento alle aziende è un finanziamento chirografario per ristrutturazione, massimo 96.000 al 100% del programma di investimenti, un massimo di 5 anni. Il tasso variabile parametrato all'Euribor e invece il fisso parametrato all'IRS lettera per durata finanziamento. Gli spread massimi, voi avete la garanzia che questo è il massimo applicabile, quindi è tutto in funzione della rating dell'azienda e quindi ovviamente del bilancio, documentazione, garanzie, eccetera, ma che comunque questo è un fattore che è importante relazionarsi col proprio gestore, con la propria filiale di riferimento, perché qui si può prendere in considerazione vari aspetti, insomma. Vicini a voi, siamo nel territorio, siamo presenti con molte filiali in tutto il territorio di Vittorio, Conegliano e tutta la zona limitrofa, quindi ci trovate agevolmente. Buona serata. Ringrazio il dottor Teruzzi. Ci stiamo avviando al termine della serata, ma è doveroso un breve intervento sulle opportunità che vengono offerte alle imprese, alle piccole imprese in particolare, che intendono effettuare interventi di messa in sicurezza degli immobili e a destinazione produttiva, offerte dalla nuova convenzione tra il Consorzio Fidi Canova e il gruppo Intesa San Paolo. Come Presidente del Collegio Sindacale di Canova, il Consorzio Fidi di CNA Treviso, do con piacere la parola al collega dottor Rudy Bortoluzzi, direttore del Consorzio Canova. Buonasera a tutti. Grazie per la vostra numerosa partecipazione. Vi porto il saluto del Consiglio di amministrazione di Canova, che è la cooperativa di garanzia di emanazione della CNA provinciale di Treviso. Insieme appunto alla CNA provinciale e alla CNA mandamentale di Vittorio Veneto, in collaborazione con Intesa San Paolo, abbiamo voluto organizzare questo appuntamento, questa serata, credendo che l'opportunità che deriva dal Sismas Bonus sia un'occasione non solo per mettere in sicurezza gli immobili delle nostre famiglie e delle nostre imprese, ma anche per dare un contributo efficace per
la nostra economia, l'economia del nostro territorio, rilanciare un settore importante qual è quello dell'edilizia e delle costruzioni. Canova è da sempre vicina alle imprese, nasce a metà degli anni '80 per volontà degli artigiani della CNA. La nostra funzione è quella di prestare garanzie a favore dei soci della cooperativa, che sono imprese artigiane prevalentemente, ma anche imprese di microdimensioni, piccole dimensioni, che operano in provincia di Treviso, in Regione Veneto, operanti in vari settori, dall'industriale, commercio, turismo e servizi, e la nostra funzione è quella di agevolare appunto l'accesso al credito a condizioni convenzionate e possibilmente agevolate. La garanzia che rilasciamo a favore delle aziende arriva fino al 50% del fido erogato dalla banca, quindi garantiamo sia affidamenti a breve termine, come le aperture di credito di conto corrente piuttosto che lo sconto del credito commerciale, ma anche affidamenti a lungo, come mutui chirografari e mutui ipotecari. Due parole per dire che la garanzia deve essere vista come un'opportunità per le imprese, soprattutto le imprese artigiane, le piccole imprese, quelle che hanno meno struttura, diciamo, patrimoniale e finanziaria, per accedere al credito e fronteggiare le esigenze che si presentano nella normale attività della vita dell'azienda, quale esigenze temporanee di liquidità, piuttosto che lo sconto del credito commerciale, l'acquisto di materiali di scorte, oppure effettuare investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e appunto la messa in sicurezza degli immobili. Proprio per essere vicini alle imprese, per accompagnarle in questo percorso nell'adeguamento sismico, messa in sicurezza degli immobili strumentali della loro attività, Canova, in partnership con la CNA territoriale di Treviso e Intesa San Paolo, ha pensato di definire una convenzione denominata appunto Sisma Bonus, che prevede un finanziamento delle spese necessarie per la messa in sicurezza degli immobili attraverso uno strumento che è il mutuo chirografario, della durata di 5 anni, che copre appunto il periodo complessivo del vantaggio fiscale previsto dalla normativa, con una copertura fino al 100% della spesa necessaria per l'investimento, per un importo massimo di 96.000 euro, che è il limite massimo, diciamo, concesso dall'agevolazione fiscale. Canova in questa partita si impegna ad assistere le imprese tramite una garanzia fino al 50% del mutuo concesso da Intesa San Paolo. Abbiamo messo giù un esempio giusto per dare anche due numeri su che dimensione ci possiamo muovere. Abbiamo ipotizzato un finanziamento per l'adeguamento sismico Duca Pannone di medie dimensioni, 1000 metri quadri, un adeguamento sismico che eventualmente dà la detraibilità fino all'80% della spesa. Abbiamo ipotizzato 30 euro al metro quadro, quindi un investimento che richiede un finanziamento tramite un mutuo della durata di 60 mesi di 30.000 euro. Ipotizzando un tasso medio applicato da Intesa San Paolo nella convenzione del 2,75%, ne esce un esempio di rata mensile pari a 535 euro. Poi ci sono delle spese di istruttoria che sono lo 0,50% convenzionate, una tantum, molto convenienti, diciamo in media viaggia all'1,5-2%, nel caso specifico sono 150 euro. Nel caso vi sia la necessità della garanzia della cooperativa Canova, questa ovviamente ha una commissione di garanzia, rilascia comunque una garanzia, la migliore, quella richiesta attualmente dal mercato, che è una garanzia a prima richiesta. Il costo è di 300 euro annui, diciamo un 1% all'anno in base al fido erogato. Canova poi non applica ulteriori spese né di istruttoria né di affidamento, c'è solo la commissione di garanzia. Ecco, abbiamo voluto presentare un esempio giusto per dare una dimensione. Visto l'orario, io non mi dilungherei molto, se non nel dire che siamo a disposizione presso i nostri uffici
della CNA di Treviso, alla Canova, per qualsiasi informazione, per valutare insieme anche le esigenze che possono avere le aziende, perché possono avere necessità di un finanziamento anche parziale rispetto all'intervento da fare. Ci trovate anche nel nostro sito internet CNA Treviso, nella sezione credito e finanziamenti, oppure presso le sedi mandamentali della CNA che coprono tutta la provincia di Treviso, oppure le filiali territoriali di Intesa San Paolo. Io vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione, ringrazio anche i relatori che sono intervenuti questa sera e poi le anime di questo evento, il dottor Annibaldi di Intesa San Paolo, Giuliano Rosolin della CNA provinciale di Treviso e dottor Brun della CNA di Vittorio Veneto. Grazie ancora e buona serata. Giunti alle conclusioni che verranno affidate al Presidente di CNA provinciale di Treviso, Alfonso Lorenzetto. Mentre il Presidente Lorenzetto prende posizione, permettetemi come titoli di coda di ricordare il contributo offerto da quegli operatori esterni che hanno consentito, e ora possiamo anche dirlo, il buon esito di questa serata. Tra gli altri la condotta Slow Food di Conegliano e Vittorio Veneto e il suo fiduciario Renato Grando, che ci hanno, per aver gestito un piccolo evento gastronomico nell'evento, la ditta IM con il suo patron Andrea Maroelli, la società ABS Group di Vittorio Veneto che ha fornito i pannelli luminosi, il signor Federico Campodell'Orto di Tenda TV e per la parte promozionale e grafica la società Grafiche De Bastiani e lo studio grafico Agenzia C maiuscola di Treviso. Presidente, a te la parola. Allora, innanzitutto, caro Brun, vista l'ora, direi di essere molto di poche parole, sarò di poche parole. Allora, innanzitutto è un piacere enorme veramente presiedere un'associazione che ha questa lungimiranza, che ha questa voglia di fare, che ha questa ipotesi di mettere dei puntini fissi su un futuro certo del nostro territorio, sia immobiliare, ma soprattutto che si pone la grande responsabilità di portare a salvaguardia la vita delle persone. Ecco, questa è la grande, secondo me, spinta che viene a questa sera, a questo convegno, e io sono certo che tutti gli interventi, né più né meno, tecnici o meno, hanno dentro questo sentire, questo sentiment interessante, per cui io ringrazio tutti, ringrazio veramente per la collaborazione tutte le istituzioni, il Comune di Vittorio Veneto, la CNA di Vittorio Veneto che ci ha dato un apporto veramente importante, ma soprattutto voglio anche ricordare tutti i nostri partner, anche la Camera di Commercio, i saluti del Presidente Puzza che non è potuto intervenire, ma ho sentito veramente intorno a noi in questa iniziativa tutto il mondo dell'economia imprenditoriale e tutti gli ordini professionali, quindi è molto importante fare coesione, fare squadra e esserci in questo momento decisivo per rilanciare questo tavolo tecnico che dà continuità anche a quello che abbiamo detto questa sera. Io vi ringrazio e buona serata a tutti.